È davvero un grandissimo piacere, oltre che un onore, celebrare il 150° anniversario della nascita del grande giurista friulano Vincenzo Manzini in presenza di illustri giuristi. E ringrazio il professor Scella, che tutti conoscete, docente del nostro Ateneo, e ringrazio il professor Zanotti, da tutti credo conosciuto, non solamente ovviamente dagli avvocati, ma anche dagli ex studenti sicuramente, ma anche dagli studenti attuali, presumo, da tanti tenuto in passato, da alcuni venerati, direi, ma tutti credo che abbiano nei suoi confronti gli debbano una riconoscenza per la preparazione che hanno ricevuto, perché in tanti so che hanno superato brillantemente poi l'esame di Stato. Io ho anche avuto modo di essere in una commissione per l'esame d'avvocato, devo dire che la preparazione che è stata data agli studenti nei tempi in cui il professor Zanotti insegnava diritto penale è stata veramente fondamentale. Io personalmente vi devo riconoscenza perché mi ha seguito, mi segue tuttora nella mia attività accademica, è sempre una persona con la quale il confronto è sempre, come dire, fonte continua di ispirazione. La sua lucidità nell'esaminare i problemi che gli sottopongo regolarmente è sempre davvero fonte di grande voglia di continuare a studiare il diritto penale. E ovviamente un ringraziamento particolare al professor Padovani. Il professor Padovani credo che da tutti sia conosciuto, accademico di Lincei, già docente ordinario alla scuola Sant'Anna di Pisa. Molti studenti hanno studiato o studiano sul suo manuale, molti svolgono esercitazioni studiando i suoi scritti, e credo che l'occasione di oggi sia davvero peculiare perché abbiamo l'opportunità di celebrare un grandissimo giurista friulano nato a Udine del XX secolo come Vincenzo Manzini, attraverso l'introduzione di un altro autorevole, un maestro del diritto penale contemporaneo che è tutto Padovani, anche gli udinesi. E quindi credo che non ci credo che non ci potesse essere occasione migliore per questo 150° anniversario della nascita di Vincenzo Manzini. Peraltro il merito dell'organizzazione di questo incontro non è mio, o meglio, il merito materiale è una poca cosa, perché in realtà l'idea nasce proprio dal professor Padovani e dal professor Zanotti. Quindi a lui veramente e a entrambi vanno i miei ringraziamenti anche per aver voluto tenere e organizzare questa iniziativa proprio a Udine. Davvero non rubo altro tempo perché lascio l'introduzione a Vincenzo Manzini al professor Padovani, che ringrazio ancora per essere oggi qui con noi. Grazie. Intanto ringrazio gli organizzatori di questo incontro che mi hanno concesso questa opportunità di tornare a casa mia dopo molti anni di assenza. Udine resta sempre per me la patria d'elezione, nel senso che non solo mi riconosco come friulano, ma sento di essere friulano e rivendico questa caratteristica reinterpretata, se vogliamo, al sole della Toscana, ma mantenuta solidamente sulle basi originarie. Io ho sostenuto la necessità di commemorare Vincenzo Manzini, avevo proposto molti anni fa di cogliere il 50° della morte, ma non fu possibile farlo. Ne parlammo a suo tempo con il professor Zanotti, sempre coinvolto, ma mancarono le circostanze favorenti. In materia accademica capita di incontrare ostacoli improvvisi. Ma col 150° anniversario della nascita, 20 agosto 1872, non dovevamo e non potevamo fallire. E siamo qui, anche se diciamo in una cerchia ristretta, ma non è la ristrettezza della cerchia che conta, è la qualità
mi pare altissima, degli intervenuti. Perché ricordare Vincenzo Manzini? Ora tutti sappiamo che fu un grande giurista, ma perché ricordarlo? Tanti grandi giuristi hanno percorso i sentieri della terra, non tutti vengono ugualmente ricordati. C'è una ragione particolare per ricordare lui, Vincenzo Manzini, oltre al fatto che si tratta di un grande udinese. Udine se la intende con il diritto penale. Tiberio Deciani, il più grande criminalista del Cinquecento, il padre del diritto penale moderno, era di fatto udinese anche lui, quindi vantiamo origini piuttosto auguste. Con Deciani non combinano gli anniversari, se no avremmo combinato qualcosa anche con lui. Ma per iniziare vorrei cominciare in termini contraddittori, ossimorici, e cioè dirvi perché non dovremmo ricordarlo. Ora, voi sapete che è privilegio dei grandi scontrarsi fra di loro e darsele di santa ragione. Spero abbiate tutti il ricordo al liceo della polemica che vide contrapposti Vincenzo Monti e Ugo Fosco, che se ne dissero di tutti i colori, manifestando reciprocamente non solo la propria disistima ma anche il proprio disprezzo. Rimangono tutti e due diversamente grandi. Qualcosa di analogo è capitato anche nel caso di Vincenzo Manzini, perché se voi aprite la procedura penale di Franco Cordero, trovate su Manzini un giudizio che si esprime in questi termini. Cordero definisce Manzini un penal casuista e uomo d'ordine, ringhiosamente devoto alla tradizione inquisitoria italiana, nonché xenofobo, forcaiolo, alieno dalla ricerca comparatistica e dotato di un esiguo, opaco, fobico universo mentale. Vi stupisce questo giudizio, sapendo che si tratta di Cordero? Non può stupirvi. Se Cordero non amava qualcuno, esprimeva il suo disamore in termini molto graffianti, laceranti. Sta di fatto che questo è il giudizio che Cordero mette per iscritto su Vincenzo Manzini. Ora, se quel che Cordero dice fosse vero alla lettera, Manzini non solo non dovremmo commemorarlo, ma dovremmo dimenticarlo. Il fatto è che vale per questa polemica, per così dire, tra Cordero e Manzini, unilaterale, perché Manzini non era vivo tra l'altro per rispondere, perché se fosse stato vivo chissà cosa avrebbe detto a Cordero. Cordero ha approfittato della circostanza non trascurabile che Manzini non c'era più. Sta di fatto che il problema è davvero vero quello che Franco Cordero ci dice con tanta, diciamo, ferocia. Le cose non stanno esattamente così, o meglio, Cordero ha la capacità, che dobbiamo riconoscere, che spesso assume connotati positivi, di esprimere certe situazioni in termini così drasticamente unilaterali da non nascondere il retroterra da cui scaturiscono, ma deformano la valutazione complessiva. Mi spiego. Cominciamo con gli attributi che Cordero riserva a Vincenzo Manzini. Penal casuista. E leggiamo quello che, a proposito dell'attitudine che Manzini aveva nei confronti della norma positiva, scrive nella premessa a una raccolta di scritti da lui corata di Vincenzo Manzini, Alfredo De Marseco, il quale riconosce a Manzini una meticolosa, acutissima penetrazione delle norme, che a lui, più che ad ogni altro, ha permesso
fissare di ciascuna l'autonoma peculiarità e ad un tempo fare di ciascuna una pietra dell'edificio sistematico complessivo. Ecco, tradotto in altro linguaggio, quello che Cordero sintetizza come penal-casuista, perché Manzini fu tra l'altro anche, non dico esclusivamente, ma certo soprattutto forse un grandissimo esegeta, cioè capace di nucleare dalle fattispecie una tale serie di accezioni pratiche da esaurirne compiutamente il significato. Tanto che per lunghi anni dopo la sua morte il trattato, 10 volumi cospicui, ciascuno di circa 1000 pagine, una volta mi sono divertito a calcolare quanto tempo ci voleva a ricopiarlo a mano, visto che lui a mano l'aveva composto, secondo la leggenda, in gran parte al caffè Pedrocchi di Padova, dove gli riservavano un tavolino appartato, lui si presentava con una risma di fogli di protocollo senza un appunto e scriveva il trattato, poi a casa naturalmente completato. Non sarà stato sempre così, immagino, però se la leggenda è nata forse un fondo di verità ci sarà. Allora io tanti anni fa mi sono detto, ma quanto ci vuole a ricopiare il Manzini? E ho provato a ricopiare una pagina a scrittura normale per moltiplicare poi il tempo che avevo impiegato per una pagina per il numero complessivo delle pagine, ed è risultato 23 anni, dormendo ovviamente la giornata di 8-9 ore al giorno, 23 anni per ricopiare il trattato a mano al ritmo di 8, perché ci sono anche le note che sono lunghissime, quindi una cosa cospicua. Ora, per lunghi anni dopo la sua morte, questo trattato interamente da lui compiuto è l'ultimo trattato di diritto penale che ha un autore solo, cioè è impossibile comporre un trattato in forma singolare, bisogna sempre invocare il concorso di più studiosi. Ebbene, questo trattato ha consentito ad ogni interprete un orientamento nell'ermeneutica e spesso la soluzione del caso che lo angustiava. Le sue interpretazioni possono non essere sempre condivisibili, ma sono sempre stimolanti, sempre sagaci e molto spesso sono convincenti. E comunque lì c'è il caso. Quando si prospettava una situazione particolare, il consiglio che si riceveva da ragazzi, dal maestro di studio o di accademia, guarda Manzini, trovi sensato. Quindi svolgeva, in termini molto più sistematicamente compiuti, la stessa funzione che oggi svolge un computer, la banca dati. Si butta là e si trova qualcosa, solo che la banca dati gli dà un materiale, per così dire, il riflesso ancora grezzo, e Manzini invece gli forniva un materiale elaborato, meditato, già composto in un quadro sistematico. Quindi, fino alle soglie del 2000, il Manzini, prima che si affermasse e dilagasse la moda delle banche dati, quindi questo tipo diverso di accesso all'informazione giuridica, che è per molti aspetti anche alla disinformazione giuridica, perché propone soluzioni e riflessi in termini meccanici, sollecita pigrizia in definitiva questo accesso così ampio e indiscriminato. Il Manzini fino alle soglie del 2000 ha svolto una funzione basica. Vogliamo chiamarlo penal casuista? E chiamiamolo penal casuista. Però questo è. A Cordero piace questa espressione dura, però dietro questa espressione dura c'è questo. Ma procediamo. Ci dice Cordero che Manzini era uomo d'ordine. Uomo d'ordine. Che significa? Perché se il diritto penale è come è, in effetti, la stabilizzazione di rapporti sociali, i penalisti sono naturalmente uomini d'ordine,
perché studiano una disciplina che ha come obiettivo la stabilizzazione di questi rapporti sociali. Poi dopo possono presentarsi di fronte a questa disciplina con molte vesti, e cioè anche di critici della legislazione, di propulsori di una riforma, di censori di una politica criminale, però quando si pongono di fronte al sistema normativo, alle sue componenti, sono uomini doppi. Non possono essere, perché devono essere uomini del disordine. Se poi si allude a una sua caratteristica, diciamo, ontologica di uomo abituato a considerare, diciamo, come un valore il regime esistente, questo può anche essere vero, però in termini che, come vedremo, assume delle singolarità particolari nel caso del Manzini, che comunque non incidono sulla qualità scientifica dell'uomo. Certo, fu uomo dei suoi tempi e nei suoi tempi, ma vedete, parlare di Vincenzo Manzini, come vedremo, è anche parlare di noi, perciò a volte può piacere poco parlarne, perché ci sono lati che magari preferiremmo non dover considerare, ma che ci sono, ma che sono nostri, che Manzini in persona compiutamente. Devoto alla tradizione inquisitoria. Qui lascio al collega processualista la, diciamo, risposta a questa che vuole essere una severa censura. Io mi limito a rilevare che certo Manzini non era tenero, per esempio, nei confronti della presunzione di non colpevolezza o di innocenza, che considerava una sciocchezza francese, perché diceva: ma se uno è incriminato vuol dire che qualcosa c'è, quindi semmai vale la presunzione di colpevolezza, non di innocenza. Questo lo scriveva serenamente. Però se era così, diciamo, corrivo nel concedere all'autorità verso la quale nutriva una fiducia smisurata, un suo limite, perché il pubblico ministero per lui incarnava necessariamente il soggetto pubblico che persegue in termini di piena onestà intellettuale una finalità di pubblico interesse, un'immagine molto idealizzata del pubblico ministero, tantinello fuori misura rispetto alla realtà, però era rigoroso sulla salvaguardia del diritto di difesa, sul quale non transigeva, per quanto vi risulta. Gli insulti proseguono, era xenofobo, cioè odiatore dello straniero. Questo francamente a me non risulta. Intanto però mi risulta di Manzini una caratteristica poco nota, che lo segnala soprattutto in un'epoca storica, la sua, quella che va sostanzialmente dagli anni 20 agli anni 50, dominati evidentemente dal ventennio, dal famoso ventennio. In questo ventennio Manzini fu un filo seduta, il libro che gli dedicò alla superstizione omicida e ai sacrifici umani, uno dei tanti argomenti che Manzini affrontò nell'ambito dei suoi interessi storici, era uomo versato in questi studi, tanto se non addirittura di più, ma dire di più sarebbe un'esagerazione, che non nello studio del diritto positivo. In questa cospicua monografia si occupa di un fenomeno che attraversa per centinaia d'anni la storia moderna, che è caratterizzato dall'accusa rivolta agli ebrei di compiere sacrifici umani. Ci fu un caso in particolare a Trento, il caso di un bimbo, Simone, che scomparve accusato degli ebrei di averlo ucciso. Questa accusa, sostenuta da un frate con grande ferocia, portò alla inquisizione nei confronti degli ebrei, alla successiva decapitazione dei presunti colpevoli, che in realtà di nulla erano colpevoli. Si trattava di una montatura
integrale, che portò però a un delirio parareligioso, per cui il bimbo fu addirittura considerato come un santo, San Simonino, e il culto di San Simonino si protrasse fino all'Ottocento, quando un papa decise che non era davvero il caso di continuare con un culto che non aveva nessun fondamento. Manzini, cito questo caso perché di recente si è riaperta una polemica proprio su questo caso da parte degli storici. C'è stato un tentativo di recuperare, diciamo, questa leggenda che è stato duramente rintuzzata. Ma Manzini è categorico. Manzini esamina questo caso e moltissimi altri casi, tutta una sequela di casi, decine e decine e decine di accuse indebite, e conclude che risultò che l'attribuzione agli ebrei dei predetti fatti simulati o commessi da altri fu motivata a volta da fanatismo religioso, da desiderio di depredazione, da passioni politico-sociali, da gelosia professionale, dalla malizia di malvagi o dall'intento dei veri colpevoli di allontanare da sé il sospetto dirigendolo verso gli ebrei. E l'iniqua calunnia, dice lui, trovò facile esca nel fatto che serpeggiava da sempre odio contro gli ebrei, odio che seppe profittare del fanatismo religioso e dell'ignoranza popolare. E poi si pone il problema del perché gli ebrei fossero tanto odiati e ravvisa questo odio in ragioni economico-sociali. Giustamente, gli ebrei erano isolati dai rapporti ordinari, si dedicavano ai commerci, quindi anche un'analisi corretta del perché gli ebrei erano stigmatizzati e ne sostiene la causa. Fa dei paragoni, se leggete il libro, che a volte lasciano un po', dice per esempio, perché non se la prendono con gli zingari, che sono invece una gente abbietta e parassitaria? Gli zingari sono abietti e parassitari, sempre nello stesso contesto. E perché gli zingari non contano nulla, mentre gli ebrei contano, con loro se la pigliano. Ma dico, un uomo così lo qualifichiamo tout court xenofobo. Mi pare che la situazione sia un pochino più complessa e soprattutto che si segnali in Manzini in termini piuttosto, direi, cospicui, un atteggiamento che nel suo tempo certo non era comune. Trovate un filosofita negli anni 20-30, trovatelo come lui, che mette nero su bianco sta roba, perché non aveva paura. Era un uomo che non esitava a dire quello che pensava, anche quando quel che pensava forse sarebbe stato bene non dirlo, no? Degli zingari, gente abbietta, insomma, sono espressioni che uno magari farebbe bene a non utilizzare. Alieno dalla ricerca comparatistica. Ma può darsi che non fosse un profondo conoscitore delle legislazioni straniere, anche se dai suoi scritti traspare che le conosceva e come. Ma certo è che nel trattato tesse le lodi di questa ricerca e ne propugna la necessità in termini di politica criminale. D'altra parte, se non poteva considerarsi uno specialista di studi comparatistici, ma chi lo era in quell'epoca in Italia? Chi? Se no accusiamo Manzini di non essere quello che oggi è relativamente comune. Non c'è penalista oggi che in qualche modo non sia anche, bene o male, comparatista o non senta la necessità di confrontarsi. Viviamo in un'epoca dove gli ordinamenti si sono talmente ravvicinati da imporre questa considerazione, ma rimproverarlo a Manzini francamente è un fuor di luogo, senza considerare che Manzini forse non sarà stato un grande comparatista, ma fu uno studioso di storia del diritto penale come pochi al suo tempo, quando si trattava di studiosi positivi. Tra i giuristi positivi, l'unico che ha dedicato tanto tempo, tante energie a studi di storia del diritto penale, che sono spesso studi, diciamo, di grande rilievo. Sono poi numerosissimi. Pensate che quando De Marsico ritenne di celebrare a 2 anni dalla scomparsa di Manzini, diciamo, la ricorrenza, pubblicando un'antologia di scritti minori che uscì
per i tipi della UTET, scelse soprattutto contributi storici, perché i contributi di diritto positivo erano quelli monumentali, il trattato di diritto penale, il trattato di procedura penale, il trattato sul furto, il librone sulla recidiva, le istituzioni di diritto penale militare. Quelli non erano scritti minori, erano tutti scritti maggiori. Quindi tra gli scritti minori emergeva in gran numero la serie degli studi storici a cui De Marsico dedicò grande spazio, dando atto di questa dimensione cospicua della figura di studioso che Manzini rivestiva. E sono studi, vi assicuro, a volte direi affascinanti. Io per esempio ho scoperto che ha scritto un libro sulle cautele giudiziarie. Ora, detta così sembrerebbe che si occupa di misure cautelari. No, le cautele giudiziarie erano una prassibilità di mezzo che consisteva nell'abusare del diritto, in sostanza. Cioè, gli avvocati venivano eruditi in una tecnica di aggiramento delle regole legali che si definivano appunto cautele giudiziarie, che potevano avere vari caratteri. C'erano cautele oneste e cautele disoneste. Quelle oneste non realizzavano elementi di frode, ma erano espedienti cavillosi, diciamo scoperti, ma direi apprezzabili anche se adoperati per un fine corretto. Ce ne sono molti esempi. Quelle invece disonorevoli si dividevano in eticamente censurabili e in giuridicamente represse, addirittura, se scoperte. E ce n'è una casistica infinita, con trattati che si occupano positivamente. Gli avvocati venivano eruditi in queste tecniche. Quindi la figura della zecca Garbugli nel Manzoni non nasce da malanimo verso gli avvocati, ma dal fatto che gli avvocati erano diseducati. Ora, diseducati. In che contesto? Nel contesto come quello del Seicento, dove la giustizia era gestita forse anche peggio che oggi, gli avvocati venivano istruiti non soltanto alla guerra, ma alla guerriglia, perché di questo si trattava, una specie di guerriglia. Ma è curioso, Manzini naturalmente considera il fenomeno in una luce molto negativa, ma per dirvi il tipo di interesse che aveva per segnalare, direi, l'intensità di questi approfondimenti, vi ho ricordato questo esempio che è davvero molto curioso. Poi, se dobbiamo parlare di Manzini, possiamo anche dire che il suo universo mentale, come dice Franco Cordera, era esiguo, opaco e fobico. Bisognerebbe documentare in termini più precisi accuse così generiche, fobico rispetto a cosa. Nell'ambito della teoria della pena sosteneva una teoria di prevenzione generale, di prevenzione speciale, che aveva, diciamo, un corso molto comune ai suoi tempi e che anzi in lui si prospetta in termini anche relativamente miti, tra virgolette, se si considera che era un uomo poco attento ai problemi della colpevolezza e piuttosto incline, diciamo, a considerare rilevanti gli scopi sociali perseguiti con la punizione, quindi la prevenzione generale, la prevenzione speciale in termini di neutralizzazione. Ma era molto attento nel postulare la necessità di una graduazione in termini di deterrenza restrittiva, adoperava la deterrenza per limitare l'entità della pena. Non possiamo punire tutto allo stesso modo, né con pene eccessive, perché se la pena è troppo grave si finisce con l'aggravare il crimine, perché non c'è più la remora a differenziare l'attività delinquenziale. Se il furto è punito come la rapina, è chiaro che si commettono rapine piuttosto che furto. Quindi la deterrenza restrittiva svolgeva questo ruolo. Ma Manzini fu, direi, difensore delle garanzie del diritto penale liberale, almeno nei termini fondamentali di queste garanzie. Il nostro codice penale del 30
non ha niente a che spartire con una legislazione totalitaria quale quella che si affermerà dopo il 1933 nella Germania nazista. È un diritto penale liberale rivisitato in chiave autoritaria, ma ancora appoggiato sul principio di legalità, sul principio di retroattività, in linea di principio è ancora un diritto penale del fatto, è ancora un diritto penale della colpevolezza. Quindi Manzini, che ebbe una parte così significativa della codificazione penale, insieme con Arturo Rocco e con Massari, furono loro tre che fecero il codice, in definitiva la commissione allargata poi recepì gran parte dei loro progetti, ma il codice Rocco è di 3 persone, Massari, Manzini e Arturo Rocco, non Alfredo che era il Guardasigilli, Arturo che era il fratello penalista, il mio nonno accademico perché era il maestro del mio maestro, scendenze, tutti abbiamo qualche parente in famiglia, ma Arturo Rocco lo rivendico. Arturo Rocco era una persona di grande qualità, non solo scientifica. Ora, Manzini, quando si passa nell'ambito più strettamente giuridico, si caratterizza per essere uno dei massimi esponenti del metodo cosiddetto tecnico-giuridico, basato, qui sintetizzo in termini diciamo estremamente rapidi perché penso di parlare di cose conosciute, basato sul primato esclusivo della norma positiva. Ogni percorso in termini di produzione, di interpretazione, di applicazione del diritto vede al centro la norma positiva, punto di partenza esclusivo e punto di arrivo necessario. Naturalmente questo primato della norma giuridica viene poi declinato in modo diverso dai vari sostenitori del metodo tecnico-giuridico che diciamo, domina la dottrina italiana a partire dagli anni 10 del secolo scorso da parte di numerosi grandi penalisti, perché viene declinato in modo diverso e per quanto tutti siano concordi sul limite esterno, cioè su ciò che il diritto penale non è e non può essere, non sono del tutto d'accordo su ciò che il diritto penale deve essere poi all'interno. Il metodo tecnico-giuridico concorda nel rifiuto del positivismo sociologico o antropologico, che è un naturalismo basato su un riscontro di pericolosità sociale affidato a criteri scientifici di incerta validità e di precario fondamento, quindi battaglia sacrosanta quella del metodo tecnico-giuridico contro queste deviazioni che avrebbero portato il diritto penale italiano chissà dove, e contro il giusnaturalismo della scuola classica che vedeva la norma positiva valida solo in quanto corrispondente a un modello ideale, che nel caso per esempio di Francesco Carrara era la ragione. Il diritto penale era un diritto penale il cui legislatore doveva andare a scuola della ragione. Anche questo giusnaturalismo veniva rifiutato perché il legislatore non può avere vincoli che non siano quelli che egli stesso si autopone nella scelta della politica criminale che intraprende. Ma poi le differenze sui contenuti sono sensibili. Tra Arturo Rocco e Vincenzo Manzini corre una notevole differenza, perché mentre Rocco è più aperto, e lo si vede dalla prolusione sassarese del 1910, a orientarsi verso una Gesamte Strafrechtswissenschaft come von List, cioè una scienza del diritto penale gesante, incomplesso, nel quale il diritto penale come diritto è dominante rispetto a discipline strumentali o sussidiarie, strumentali perché servono per comprendere, come la storia o come la legislazione comparata, o sussidiarie perché servono per orientare l'applicazione, come l'etica, come la psichiatria e così via dicendo. Il diritto penale è un centro di raccolta che governa queste discipline nell'uso giuridico, ma condivide. Manzini invece è più deciso nel sottolineare la centralità esclusiva del diritto penale, nel far perno con la norma, tanto che un interprete di Manzini, poco noto, ma
piuttosto autorevole, il filosofo del diritto napoletano, che ha scritto un volume dedicato interamente a Vincenzo Manzini del metodo giuridico, Alberto Berardi della scuola napoletana, lo accosta addirittura a Kelsen. Ora forse questo accostamento è un filino esagerato, insomma l'entusiasmo per l'oggetto dei suoi studi ha travolto secondo me Berardi, però effettivamente Manzini sottolinea in forma singolarmente esclusiva il primato del diritto penale, nel senso che le sue esigenze funzionali filtrano ciò che di ogni altra disciplina può essere recepito o non deve essere recepito. Vi faccio un esempio che chiarisce il punto: la polemica sul libero arbitrio, un classico del diritto penale. Manzini dice una polemica inesistente, perché il diritto penale stabilisce lui quali sono i limiti entro i quali applicarsi in funzione degli scopi che persegue. Il riconoscimento della capacità, quindi del libero arbitrio, è determinato dalle istanze sociali che guidano nel distinguere tra chi è affetto da certe malattie e chi non lo è. È il diritto penale che decide, perché la colpevolezza è stabilita in funzione delle esigenze che la società esprime, e questo lo dice oggi in Germania Günther Jacobs, questo lo dice, che in realtà ciò che la colpevolezza veicola è ciò che il diritto penale esige in funzione degli scopi, selezionando in rapporto alle finalità che persegue. Io posso rinchiudere in una prigione e punire in termini di prevenzione speciale, di prevenzione generale, un soggetto che è affetto da una paranoia delirante. Non ha senso, perché la prevenzione non la raggiungeremo mai, perché non si potrà mai dissuadere alcuno da commettere lo stesso fatto, perché nessuno può riconoscere un soggetto simile. Ma questo lo dice il diritto penale, non gli interessa che poi chi ha commesso un reato sia davvero libero, oppure per il gioco dei determinismi debba considerarsi determinato a quel comportamento, perché se è così c'è una polemica che non ci riguarda, tutti sono determinati, anche i giudici, quindi che problema c'è? Nessun problema. E da un punto di vista, diciamo, logico, Manzini ha certamente ragione. Quindi il primato della norma positiva è per lui quella di un selettore della realtà, rigidamente interposto. Questo lo si vede per esempio nel suo atteggiamento verso l'interpretazione giudiziaria. L'interpretazione benigna, come lui la definisce, quella cioè in favore, quella ispirata alla mitezza, alla dilatazione di ciò che la norma consente, è un non senso, perché o la legge consente al giudice la facoltà di mitigare in qualche modo il rigore della norma giuridica, e in tal caso egli non interpreta ma applica la legge, o non gliela consente, ed egli non può essere benigno senza mancare ai propri doveri. E prosegue: certo che il giudice moderno non deve essere un bigotto della legge, né isolarsi dal mondo per pedantesca cura di imparzialità. Deve conoscere la vita, valutare le condizioni e le circostanze personali con mente aperta e con criteri umani e moderni, specialmente quando si tratta di deboli o di umili, viventi in un ambiente ben diverso dal suo. Ma egli è soggetto alla legge, né può alterarla in base a una pretesa autorizzazione derivata da una usurpata potestà di clemenza o di risolutore di questioni sociali. Santa soggezione che assicura, oltre che l'interesse dello Stato, anche la vera libertà. Un popolo che questa ama e comprende, se ha leggi antiquate o cattive, ne provocherà la riforma da parte del legislatore, ma non si affiderà all'opinione individuale e al diverso sentimento dei vari giudici.
sentiamo, diciamo che sono sciocchezze, che ha un universo, come dice Cordero, opaco, ristretto, ma giudicate, non mi pare. Certamente rivendica un primato della legge contro la possibilità del giudice di farsi legislatore. Francamente, direi uno dei problemi della modernità, di avere un legislatore che non è in grado di dettare regole che si impongano al giudice, ma che anzi delega al giudice la risoluzione dei conflitti perché non è in grado di farlo personalmente. Ora, due aspetti risultano particolarmente problematici in questo primato della norma positiva. Due aspetti che conviene segnalare perché sono, diciamo per dire, momenti cruciali, nodi dolenti. Il rapporto con l'etica e il rapporto con la politica. Per quanto riguarda l'etica, secondo Manzini l'etica confluisce nella norma. Il minimo etico costituisce il sostrato delle norme penali, ma si tratta, precisa, di un momento pregiuridico, quello della confluenza dell'etica nella norma, un momento di valutazione legislativa. Quando è stata assunta perde ovviamente ogni efficienza, perde il carattere originale. Nel momento della preparazione della legge l'elemento etico si pone o dovrebbe porsi come una direttiva generica per cui sono da ritenersi razionalmente incriminabili soltanto i fatti immorali e possono razionalmente imporsi soltanto fatti immorali, ma questo riguarda essenzialmente il legislatore. D'altro canto, però, l'etica deve stare sempre fuori dalla norma e in particolare deve stare fuori dalla norma quando il suo accostamento alla categoria penalistica di riferimento può determinare un pericoloso piano di scivolamento all'interno. Qui siamo nel punto delicato della colpevolezza. La colpevolezza, secondo una tradizione risalente, si definisce in termini normativi come un giudizio che si dilata alle normalità delle circostanze, cioè il giudice valuta, per esempio, per dirla alla buona, se il furto è commesso da una persona agiata che ruba soltanto per procurarsi il superfluo e dedicarsi a svaghi lussuosi o se si tratta di un furto determinato dal bisogno di chi non ha da sfamarsi, per esempio, o per sostenere una famiglia in rovina. Manzini pone dei paletti precisi. Si esige dal lato subiettivo che il diritto penale non si comporti diversamente dalla morale. Si viene ad affermare che non dovrebbe esservi reato nel giudizio del quale si potesse prescindere dal grado di moralità dell'agente rivelata dall'azione. E giustamente, pertanto, si chiede da molti una sostanziale revisione dei principi relativi alle contravvenzioni, dove in realtà conta di più l'elemento politico. Ma allorché si domanda una considerazione decisiva dei motivi dell'azione, un apprezzamento più profondo dell'intenzione, si pretende dal diritto un'indagine che la stessa morale comune non esegue e che non può essere propria soltanto della psicologia, scienza quanto mai incerta e praticamente insidiosa. La norma giuridica nella sua essenza e nella sua applicazione può occuparsi meno di ogni altra di condotta dell'intenzione, meno di un'altra regola di condotta dell'intenzione degli individui, quando questa non risulti dal fatto. È il fatto che denuncia. Se non c'è del fatto, non ci interessa. La colpevolezza, quindi, è circoscritta a ciò che risulta direttamente dall'azione. Abbiamo liquidato Reinhard Frank e la teoria della colpevolezza normativa. Abbiamo cioè circoscritto la colpevolezza a un dato strettamente psicologico. Retrogrado, orizzonte, come lo dice il nostro Cordero, vediamo un po', riprendiamo le sue, diciamo, staffilate, è un opaco, esiguo, fobico universo mentale questo. Ma ricordiamoci, è quello di Beccaria.
stesse identiche cose. Beccaria è un matematico, ha il terrore della popolazione. I delitti si distinguono per gravità obiettiva. Poi naturalmente bisogna che ci sia un coefficiente psichico, ma fermiamoci lì. Perché i furti poi sono tutti uguali. Beccaria ignora la colpevolezza. Se voi leggete bene Beccaria, scoprite che Beccaria ha un diritto penale che nessuna società potrebbe sopportare. Altro che quello che si dice, Beccaria, non è vero niente. Non è vero niente. Chi non ha letto Beccaria può rifilargli qualità e atteggiamenti che non corrispondono a quella. Perché la sua è, diciamo, la razionalità di un diritto penale nel quale sono cancellate ovviamente tutte le irrazionalità del sistema penale precedente, ma non in vista di un umanitarismo, diciamo, di facile maniera. Ascolta, perché si tratta sempre di servire un interesse pubblico consolidato in una tutela di diritti, di stabilizzare i rapporti sociali. Anzi, è sulla stessa identica lunghezza d'onda, solo che il diritto penale dopo Beccaria ha fatto molta strada. Manzini no. Manzini, possiamo dire, si è fermato a Beccaria. E l'altro grande momento, e con ciò mi avvio alla conclusione, è rappresentato un momento di crisi, insomma, nel primato della norma, è dato dalla politica. Perché l'elemento politico ispira l'interpretazione delineando un principio, così scopriamo che le leggi di diritto pubblico, specialmente il diritto penale, si informano necessariamente a criteri generali di indole politica, quali sono quelli che imprimono un determinato carattere allo Stato e ne guidano l'azione. È evidente che uno Stato democratico non ci ispira agli stessi principi politici di uno Stato fascista o comunista. Siffatti principi non si possono trascurare nell'interpretazione di norme che in qualche modo ad essi si riconnettono. E qualunque sia il regime politico dello Stato, l'interprete deve ispirarsi ai principi politici fondamentali del regime politico vigente. È l'atteggiamento del gius positivista. Però, non si può confondere la politica con la giustizia. La politica fissa principi, il giudice li recepisce e ne tiene conto nell'interpretazione. Ma politica e giustizia sono due ambiti che debbono rimanere separati. E a tal proposito Manzini cita *ite vide* il ministro comunista della giustizia Togliatti, che proclamò questi principi di distinzione nel suo messaggio ai magistrati del 28 giugno 1945. Virgolette, so che non può esistere Stato democratico se la magistratura non è indipendente da qualsiasi influenza politica e sarà mia cura costante, liquidando ogni residuo dell'ingiustizia e della corruzione fascista, di mantenere e difendere questa indipendenza. Manzini, ci sono d'accordo con Togliatti. E anche qui è proprio schefobico questo orizzonte, non so. D'altra parte, fissato in modo apparentemente nitido il confine, elemento politico che ispira e che passa attraverso il filtro del giudice, e però la politica sta fuori dalla porta delle aule di giustizia. Ma la distinzione è tanto difficile, tanto problematica, che lo stesso Manzini finisce col vacillare e non poco significativamente, per esempio quando affronta la questione dello sciopero. Nel 1950, ultimo anno in cui Manzini cura personalmente l'edizione del manuale, l'ultima edizione curata dall'autore, quindi aggiornata. Lui era scrupolosissimo negli aggiornamenti, non si limitava a qualche piccola revisione, lui reimpastava interi capitoli se andavano rimpastati. E quando arriva allo sciopero ha qualche problema, perché il codice Rocco criminale tutta una serie di comportamenti che la Costituzione sanciva. Lo sciopero
diritto. Allora Manzini si esprime in questi termini: succeduto al fascismo il regime politico presente, le disposizioni concernenti i delitti di sciopero divennero praticamente lettera morta, perché il pubblico ministero, nonostante gli scioperi di ogni specie, quasi giornalieri, non promosse mai l'azione penale, scusandosi col dire che mancavano le denunce, quasi che fossero necessarie. Ma nonostante l'inerzia dell'autorità requirente, gli articoli 502 e seguenti del Codice Penale sono rimasti in vigore, perché nessuna legge li ha abrogati. L'articolo 40 della Costituzione del 47 riconosce sì il diritto di sciopero, ma dichiara che esso si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. Nessuna legge nuova è venuta sinora a regolare l'esercizio di tale diritto, così che mantengono vigore le norme del Codice Penale in questa materia. Non c'è male come irrigidimento sulla norma in termini feticistici, questa volta sì. Perché l'articolo 40 ha una capacità limite abrogativa, non gli è stata riconosciuta, quindi in questo senso Manzini non può essere censurato, si ritiene che l'articolo 40 avesse avuto la capacità di abrogare, però come si fa a dire che in un ordinamento democratico che ha principi opposti a quelli del regime a cui succede si possa continuare a incriminare un comportamento che ora è in linea di principio qualificato come diritto? Qui si rivela il limite del giuspositivista. Ma questo limite poi, curiosamente, si esprime in termini antitetici quando passa a considerare un'altra situazione completamente diversa, la marcia su Roma. La marcia su Roma di cui ricorre tra pochi giorni lo sciagurato anniversario. La questione della marcia su Roma lo intriga perché si occupa del delitto di attentato alla Costituzione, l'articolo 283, si pone in generale il problema di ciò che succede se l'attentato alla Costituzione avvenga mediante un'insurrezione armata. Allora in questo caso, secondo Manzini, si applica il più grave delitto di insurrezione armata. E cita un esempio. Tale fu il caso della cosiddetta marcia fascista su Roma dell'ottobre 1922. Allora il successo ottenuto impedì la punizione dei colpevoli, come se fosse una questione, cioè il successo ottenuto impedì la punizione, chi li doveva punire, visto che ottennero il successo, ma questo è il punto. Ma crollato in parte d'Italia il regime fascista, fu emanato il decreto legislativo obbedienziale del 44, che con l'articolo 3 stabilì che coloro che hanno organizzato squadre fasciste, che hanno compiuto atti di violenza e di devastazioni, e coloro che hanno promosso o diretto l'insurrezione del 28 ottobre 1922 sono punibili secondo l'articolo 120 del Codice Penale del 1889, disposizione più favorevole vigente al tempo del fatto, perché nel 22 non c'era il Codice Roma, quindi non si applicano retroattivamente le norme, si applica il titolo del Codice Zanardi. E l'articolo 6 dello stesso decreto dichiarava non potersi invocare la prescrizione del reato da coloro che sono rimasti finora impuniti per l'esistenza stessa del regime fascista. Ora, vedete, questo atteggiamento, questo modo di parcellizzazione degli eventi storici finisce con rivelare il limite di una considerazione così, diciamo, feticisticamente ancorata alla norma. Manzini nel 1950 retrospettivamente conclude che la marcia su Roma va punita a norma dell'articolo 120 perché così si stabilisce con quel decreto luogotenenziale, ma non rileva che la marcia su Roma non fu punita, come lui osserva peraltro, perché è successo. Ma come significa? È successo perché il re rifiutò il decreto di stato d'assedio che Facta gli sottoponeva, dicendo: Maestà, ci sbarazziamo di questi criminali
in pochi momenti, o i carabinieri pronti, il re pose il decreto da parte, ma non bastò questo, ci volle poi la legge elettorale del 24 e il delitto Matteotti, tutto quel che seguì, cioè ci vuole tutta una serie di altri crimini eversivi. La marcia su Roma fu solo il primo passo criminoso di una eversione complessivamente espressa dal regime fascista. Quindi non si trattava di punire isolatamente la marcia su Roma, ma di percorrere l'intero regime alla ricerca di tutti i delitti compiuti da quel regime. Cioè si trattava di fare la Norimberga italiana, dal 22 in poi, che fu quello che in Italia ha mancato e che Manzini ovviamente non rilevò perché? Perché ha ancorato a questa parcellizzazione il diritto penale che ti fa guardare il mondo, ma il diritto penale ha un angolo limitato, ha una visione angusta, allarga il raggio, proietta le norme lungo tutto il cammino, arriva fino al 30 e vedrai che fino al 30 i delitti commessi sono tali da dover fare la Norimberga italiana, per non parlare poi dei crimini di guerra, non lasciamo stare. Proprio non aver fatto questi conti o aver preteso di ridurli a questa contabilità spicciola, andiamo a beccare i centurioni che marciarono su Roma, ormai vecchi e zoppicanti, e ignorando tutto il resto perché ha avuto successo. Allora il successo determina l'impunità. Questa è la radice dei nostri mali, perché noi abbiamo realizzato in termini sostanziali una piena continuità tra l'un regime e l'altro, una continuità sulla quale non mi soffermo se non per citare un solo episodio che dice tutto, che è emblematico e che chiude. Chi fu il secondo presidente della Corte Costituzionale italiana dopo De Nicola? Chi fu? Per 12 anni. Chi fu? Nessuno di voi lo sa. E ve lo dico io, fu l'ultimo presidente del Tribunale della Razza. L'ultimo presidente del Tribunale della Razza fu il secondo presidente della Corte Costituzionale italiana. Non lo sapevamo? Malissimo. Questo signore aveva anche il busto nel palazzo della Consulta dove c'era la Costituzionale, dove c'è la Corte Costituzionale, che è stato rimosso con la scusa di manutenzione quando scoppiò la polemica sulla presenza di un personaggio così scomodo, che subito dopo il fascismo si era inabissato, essendo consigliere di Cassazione, grande giurista, grandissimo, ed era riemerso lindo e pronto per la nuova carica. Era pronto per applicare l'articolo 3 della Costituzione, che vieta le distinzioni per la razza, lui, esperto della materia, perché aveva presieduto il Tribunale della Modestia. Questo vi dice tutto su quello che è stato il nostro paese in termini di continuità. Manzini parla di noi, Manzini è la nostra continuità, nel bene e nel male. Perciò lo controlliamo, perché egli è uno di noi, egli è stato il nostro passato, ma è anche un po' il nostro presente. E certo il nostro passato prossimo, e il nostro presente forse è ancora peggio del passato prossimo, quindi stiamo freschi. E perciò siamo qui a ragionare, capite? Non siamo qui per elogi sperticati che non hanno senso, siamo qui per un atto di riflessione che sia anche un po', diciamo, un atto di dolore sulle nostre colpe, non sulle sue colpe, non sono colpe, esigono comprensione, esigono inquadramento, esigono tanto ci ha dato e continua anche a darci, tanto ci ha insegnato, ma non ci ha insegnato solo in positivo, ci ha insegnato anche in negativo, perché noi siamo Vincenzo Manzini, più piccoli, e perciò lo celebriamo, 150 anni dalla nascita. Grazie.
piacevolissima, lucidissima come sempre, che ci ha riportato Manzini al presente sostanzialmente, che è l'obiettivo proprio di questo incontro. E solamente davvero due parole, poi passo la parola al professor Zanotti. Il professor Padovani ovviamente ha lanciato tantissimi spunti su anche talune teorie anticipate forse da Vincenzo Manzini. E io ricordo uno dei primissimi scritti, forse di gioventù di Manzini, perché era il 1911, uno dei primissimi scritti dai quali emerge il lato per così dire oscuro di Vincenzo Manzini, che è la politica criminale, il problema della lotta contro la delinquenza e la malattia. È uno scritto, anzi una prolusione tenuta all'Università di Torino del 22 novembre del 1911, che anticipa tante cose, a mio avviso. Innanzitutto manifesta quello che è lo stato nascente, di quello che poi il diritto penale di matrice autoritaria, sebbene in qualche modo impulsato proprio dal tecnicismo giuridico per certi versi, perché il professor Padovani ha ricordato la salvaguardia del principio di legalità, ma pensiamo a Giuseppe Maggiore, diritto penale autoritario nello stato totalitario del 1929, mi pare, scritto in quegli anni, dove si pensava ad una legalità in questi termini. Si diceva, secondo la sua proposta, il reato è un fatto espressamente previsto dalla legge, eccetera, eccetera, e altresì reato ogni fatto che offende l'autorità dello Stato ed è meritevole di pena secondo lo spirito della rivoluzione fascista e la volontà del duce, unico interprete della volontà del popolo italiano. Tale fatto, ove non previsto da una precisa norma penale, è punito in forza di una disposizione analoga. È la tomba della legalità. E dobbiamo forse quindi ringraziare proprio Vincenzo Manzini, certamente non un liberale, indubbio, ma il suo tecnicismo, è stato definito il sommo sacerdote del tecnicismo giuridico, però proprio il tecnicismo giuridico forse ci ha salvati da queste derive davvero autoritarie del diritto penale. Diceva un grande giurista come Francesco Carrà, uno dei massimi esponenti della scuola classica, cioè è necessario che i giuristi siano liberali quando non sono ignoranti o vilmente alleati al potere. Beh, Vincenzo Manzini non era certamente un liberale, ma non era neanche certamente un ignorante e un uomo vilmente alleato al potere. Quindi lato oscuro certamente del Manzini, che ha anticipato sostanzialmente in quello scritto poi anche la teoria del diritto del nemico, sostanzialmente. Il malvivente è visto come nemico, nulla di nuovo sotto il sole, ha scritto Giovanni Fiandaca, proprio riprendendo la teoria di Manzini, o meglio la conclusione di Manzini del 1911, anticipando appunto talune teorie poi che si sono sviluppate in epoche successive e forse anticipando anche taluni, come dire, populismi dei giorni nostri, ovvero sia il tema della difesa sociale a tutti i costi. Ecco, c'è una bella frase significativa del Manzini che riprendo, dove dice in quello scritto che per compiacere una classe colta della nazione l'Italia si era presa il lusso dell'abolizione della pena di morte. La contrapposizione fra il popolo e le elite, che è tipica del populismo, quindi c'è lo Stato nascente, in effetti tutte quelle poi teorie autoritarie che non sono altro poi che i prodromi, anzi il populismo rappresenta il prodromi di tutte le teorie autoritarie, come ben chiaro anche nella filosofia del diritto, basta leggere Hannah Arendt, nascita del totalitarismo, lo Stato nascente rappresentato dal populismo. Su questo chiudo e passo la parola al professor Zanotti. Grazie. Aiuta allo scorrere del mondo, travolgiamo. Allora, vorrei ringraziare particolarmente il professor Amanti perché con la sua organizzazione ha potuto mantenere un impegno che anni fa io non potevo mantenere, perché ha perfettamente ragione il professor Padovani. Mi chiese allora un convegno per commemorare i 50 anni dalla morte, per varie ragioni ciò non fu possibile, quello che non è stato possibile allora si fa oggi con diverse celebrazioni, 150 anni dalla nascita.
io vi avverto subito che non ritengo affatto di avere titoli specifici per intrattenermi sull'opera e sul pensiero di Vincenzo Mandini. Quindi preferisco una sorta di discorso divagante, magari a scapito della organicità e sistematicità dello stesso, ma del resto sono stato preceduto da questa splendida ouverture del professor Padovani ed è, credetemi, estremamente difficile prendere la parola dopo che lui ha parlato, ed è effettivamente una situazione doppiamente difficile. Perché dico doppiamente difficile? Perché la ragione per cui non ho particolari titoli per i problemi di Mandini non è ascrivibile alla vastità veramente impressionante dell'opera di Mandini. È impressionante certamente, ma non è la ragione specifica di una mia conoscenza solo settoriale per singoli punti. Casomai l'ho conosciuto meglio da avvocato che non da giurista. E non è solamente una responsabilità individuale, al fondo c'è una responsabilità di ordine più collettivo. E vorrei aprire una nicchia su come veniva visto Mandini nella scuola di Bologna. Cioè nel momento in cui io cominciai a muovere i primi passi in quel gruppo che si era formato attorno alla figura veramente potente di Franco Bricola, vi devo confessare che il tecnicismo giuridico di Mandini non è che volesse buona stampa. Non perché fosse considerato un giurista mediocre o un dogmatico a fior di pelle, come con una perfidia per lui non inusuale, non di Fenicarne. Tutto il contrario, se ne riconosceva l'alta statura tecnica, era un giurista di razza, ma rappresentava un modello tecnico. E lo stile ermeneutico che Bricola insegnava a Bologna era completamente distante dal rigido giuslegalismo professato da Mandini. E questo proprio in virtù dell'adozione di un paradigma costituzionalistico, di un diritto penale fondato sulla Costituzione, un paradigma che è stato naturalmente, anche se comprensibilmente estraneo, anche sia all'orizzonte culturale di Mandini. Ma più in particolare, cioè quello che appariva effettivamente inconciliabile con lo spirito che circolava a Bologna in quegli anni, tanto lontani ormai, era la pretesa del tecnicismo di liberare il giurista da oneri di legittimazione della legge penale, assumendo cioè quest'ultima come un prodotto d'altrui da interpretare e da applicare senza alcuna necessità di adesione, magari auspicabile, se c'era, ma non certamente richiesta. Quindi una pretesa di apoliticità e rifiuto di ogni dialogo con la filosofia erano condizioni imprescindibili, oggi direbbero non negoziabili, perché il giurista che si occupasse dell'una o dell'altra e non di diritto cessava immediatamente di essere un interprete e uno scienziato della legge. Allora vedete, le coordinate metodologiche a Bologna erano francamente diverse, non solo indirizzate a una critica anche radicale del diritto positivo per effetto dei controlli di costituzionalità, ma pure a un'interpretazione dotata di un certo tasso di politicità, anche se nei suoi esiti questa politicità interpretativa finiva quasi sempre per declinarsi in bonam parte. Dico quasi sempre e non sempre perché non meriterebbe di essere menzionato all'esterno se non avesse a che fare con Mandini e la sua ricomparsa nella nostra attenzione di scuola. Vi fu un tema negli anni 70 che suscitò al nostro interno un confronto piuttosto intenso riguardante la possibilità di configurare il delitto di estorsione in relazione alla disciplina dell'epoca. E compare un saggio molto brillante e raffinato che ne ammetteva la configurabilità, ma non rifletteva peraltro un'opinione concorde di scuola. Preciso subito, anche se forse è inutile, la nostra non era una scuola bulgara, non si pretendeva l'unanimità, però tutti i temi venivano effettivamente intensamente discussi, come logico che sia. E allora, vedete, la dilatazione ermeneutica delle nozioni di violenza o minaccia del tipo estorsivo non convinceva alcuni di noi,
E in quel dibattito interno riafferrò in modo prepotente il diverso insegnamento di Maldini e il suo sempre osservato dovere di fedeltà esegetica al testo legale. Fu in quel momento che ricomparve Maldini e tornò al centro della nostra azione. Ora, il fatto incontestabile che egli sia stato un interprete straordinario del diritto positivo ha messo in ombra, tu hai citato giustamente Cordero, ma non sarebbe l'unico, ha messo in ombra a lungo la sua dimensione di scienziato del diritto. Allora bisogna chiedersi che cos'è che contrassegna la dimensione scientifica del diritto, che rimane una entità sostanzialmente incognita, misteriosa. Beh, direi che stipulativamente potremmo accordarci quantomeno in questo senso. Un uso largo di saperi, per esempio, l'utilizzo di storie e comparazioni, l'impiego di dati empirici, includendovi anche la giurisprudenza, nella costruzione e nella verifica della legislazione e infine l'edificazione di una sistematica degli istituti quali componenti della scienza iuris. In una parola, se vogliamo essere più breviloquenti, grammatica e sintassi del diritto. Ma se noi muoviamo da questa prospettiva, già l'analisi del suo trattato del furto in 5 volumi ci dimostra che nonostante la proclamata il proclamato self-restraint metodologico di Maldini, lui agiva diversamente e che quell'uso largo di sapere lui lo sapeva effettivamente mettere in pratica. Maldini si avvaleva largamente di saperi diversi dal diritto e non si limitò affatto a un'analisi testuali di norme più o meno interessanti. Ha offerto al contrario uno studio ricco di storia, statistica, comparazione e sociologia. Quindi non solamente dottrine e giurisprudenza, niente affatto. E mutato versante, anche l'analisi del suo trattato di diritto penale è ricco di uguali riferimenti storici e comparatistici. Un piccolo dissenso rispetto a Tullio. Il professor Padovani giustamente menziona la superstizione omicida e l'omicidio rituale. Io l'ho potuto leggere grazie alla sua cortesia, nel senso che me ne mandò una copia fotostatica in cui io l'ho potuto leggere in previsione, ma devo alla sua cortesia. È stata ristampata. È stata ristampata, ma quando la lessi non c'era e me la mandò il professor Padovani. Allora, include anche un lavoro precedente sull'omicidio rituale, ma non è questo il punto. E l'opera è francamente erudita, molto informata e ben documentata dal punto di vista storico, però devo confessarvi che non mi appassiona. Perché, vedete, il tema è assai stimolante, però, così almeno io penso, va affrontato con gli strumenti dell'etnoantropologo e Maldini non li possiede. Se penso alle suggestioni che vengono da talune pagine del ramo d'oro di Fresia, per citare un autore sostanzialmente contemporaneo a Maldini, oppure oggi alle ricerche di René Girard, il confronto continua ad apparirmi deludente. Però con un'avvertenza, non è un'avvertenza doverosa. Quello che la superstizione omicida non dà sul piano degli orizzonti culturali, che il tema indubbiamente schiude, anzi forse necessariamente propone, lo recupera poi sul diverso piano del coraggio civile e dell'onestà intellettuale, perché ha perfettamente ragione Giulio Padovani che Maldini fu coraggioso e filosemita. Lo si vede proprio nell'ampio capitolo, è quasi il corpo centrale dell'opera, in cui dimostra con una puntualità storica effettivamente certosina la infondatezza delle reiterate accuse che nel tempo sono state mosse alle comunità ebraiche di indulgere a sacrifici umani. Ne dimostra la totale infondatezza. E guardate che tanto più apprezzabile questo coraggio civile, perché lo fa in un momento storico in cui non era affatto semplice farlo. Ricordo per esempio che certi episodi di omicidi di soggetti ebrei che erano infartitati avvennero per esempio nell'Inghilterra degli anni 30, furono infartitati a Oswald, ma succedevano
succedevano in Europa. E questa favola feroce si è perpetuata. Il professor Padovani vi ha citato il problema di San Simonino. Credo che il titolo esatto di un'opera mai comparsa fosse Pasqua di Sangue. Pasqua di Sangue è un libro che non ha mai visto la luce, è stato scritto, ed è stato scritto da uno storico ebreo, perché era il figlio del rabbino capo di Roma, Toaffa, che per qualche insondabile ragione diede credito a questa leggenda nefasta. Quindi tenace questo pregiudizio anti-ebraico. E soprattutto, vedete, Manzini qui opera non da penalista. Il diritto penale qui compare di scorcio, solo nel paragrafo conclusivo, in cui dice che non interessa il diritto penale, o meglio, interesserà la pratica omicida, quella dei sacrifici umani, quando lo Stato li vieti, perché solo allora appartengono alla delinquenza settaria o individuale. Ma non era questo il centro del suo interesse. Che cos'è che mi sembra rimarchevole? Il fatto di aver orientato la sua attenzione verso altre tematiche non specialistiche, non squisitamente giuridiche, che è un fatto raro. Ha esercitato così una sua spiccata inclinazione per la ricerca storica, ma questa attenzione diversa concorre a definire la sua fisionomia di intellettuale di alto livello, il che mi sembra che lo ponga nella scia dei grandi eruditi di cui parla Thomas Mann a cavallo tra il XIX e il XX secolo. Proprio per le divagazioni che vi ho anticipato vorrei adesso affrontare un tema che sembra non c'entrarci nulla, ma sono intellettuali. Che cos'era Manzini? Prima di tutto fu un grande intellettuale, ma prima la sua fama è legata ad altro, e lo so benissimo, che insieme ad Arturo Rocco fu il maggiore esponente dell'indirizzo tecnico-giuridico. Però oggi consentitemi di prescindere per un attimo, tornerò sul punto, ma guardiamo invece la sua fisionomia di intellettuale. E devo dirvi che ho riflettuto su questo aspetto leggendo poche righe assolutamente occasionali in cui nel trattato Manzini si dedica alle cause scatenanti della rivoluzione francese e osserva che, contrariamente a quanto si assume nel luogo comune, non furono affatto i filosofi e neppure i giuristi a dar luogo a questo imponente fenomeno sociale, no? Niente affatto, secondo Manzini. Furono le notissime cause politico-sociali che produssero quell'effetto, mentre i filosofi apportarono soltanto il contributo delle loro costruzioni più o meno logiche. E a supporto di nota cito un giudizio molto sprezzante, che non sarà l'unico, di Robespierre sugli enciclopedisti. 30 anni dopo lo avrebbe ripreso in termini molto più icastici e meno confusi Tocqueville. Ora, trovo che è occasionale, sapete, l'innesco, però ma danno da riflettere, e ha certamente in parte ragione, perché i fenomeni sociali di questa portata hanno alla loro base una pluralità di cause, non certamente una sola, certo. Però mi pare troppo sbrigativo e persino fuorviante quando svanta completamente l'influenza che poterono avere gli intellettuali dell'epoca, ovvero i pensatori dell'epoca, perché il termine intellettuale ha una storia diversa da cui dirò. Allora, un osservatore lucido e intelligente come Tocqueville offre una visuale diversa e più persuasiva. Quei letterati della République des Lettres, come essere Diderot, Talavera, altri, Cavani, Destudier-Tracy, tanti altri, ma i nomi non contano, occupando nella direzione dell'intelligenza il posto lasciato vacante dalla nobiltà, diventarono di fatto i principali uomini politici del tempo. Non si impadronirono semplicemente della guida dell'opinione pubblica, e si crearono. E questo consentì loro un'autorità che permise di negoziare o competere con il potere di coloro che detenevano le redini del governo. Ma da questo punto di vista devo dire che io credo di più a Tocqueville che non a Manzini. Ovviamente il loro ruolo
nella rivoluzione francese non mi pare svalutabile in questa misura. Allora, ritorniamo a Mandini. Mandini non menziona mai nella sua opera in termini intellettuali, però a mio modo di vedere, secondo me era consapevole di esserlo, cioè di far parte di una cerchia che aveva in comune un particolare status e specifici intenti, e fosse consapevole che il farne parte conferiva ai titolari di ruoli intellettuali il diritto, ma anche il dovere di rivolgersi alla nazione in nome della ragione. Ora, in genere si pensa che il termine intellettuale, il nome collettivo intellettuale, appartenga da sempre al nostro vocabolario pubblico, ma le cose non stanno affatto così. È di origine relativamente recente, perché per quanto si vada indietro non lo si trova prima della fine del XIX secolo. Qualcuno ne attribuisce la paternità a Clemenceau, altri a taluni firmatari della protesta pubblica contro il processo Dreyfus, ma non è questo importante. È importante individuare la nascita del termine collettivo intellettuale, perché è una denominazione che fin dall'origine riguarda gli intellettuali come gruppo e investe l'intera società, l'intera categoria dell'elite intelligente, colta, illuminata. E, cosa singolare, interviene quando è già avvenuta la separazione dei discorsi scientifici rispetto a quelli morali e quelli estetici. Habermas parlerà poi di pluralizzazione di diversi discorsi divergenti. E quindi la nozione di intellettuali attesta che si è già messa all'opera con successo la divisione del lavoro. Ora, quello che a Manzini sfugge, mi pare, per la mia idea, è il fatto che dietro la figura collettiva degli individuali del XX secolo si avverte proprio la presenza tangibile dei filosofi del XVII secolo, perché la loro memoria, il loro mito, rappresenta un fattore estremamente importante nel processo di autocostituzione degli intellettuali moderni. Ora, che in questa situazione non sia stato usato il nome specifico di filosofo, molto verosimilmente si spiega per il fatto che nel frattempo la filosofia si è trasformata in un'occupazione specializzata, rigidamente circoscritta. È una bella unificazione dell'attività intellettuale che provenisse sotto la sua egida sarebbe stata sentita come un esercizio di imperialismo culturale e come tale contrastato. Ora, il percorso che porta dai filosofi del XVII secolo agli intellettuali moderni del XX è certamente connotato da continuità e discontinuità, però è legale. Per di più vedrai anche talune condizioni storiche parallele, non identiche, ma parallele. Mentre il XVII secolo era un secolo di organizzazione, di amministrazione e di gestione. Il problema era la ristrutturazione di un nuovo ordine sociale. E il secolo intendeva ridefinire in modo radicale i vecchi confini tra privato e pubblico, allargando quest'ultimo sino alle dimensioni prima impensabili. Progetto ambiziosissimo che richiedeva competenze specialistiche e nuove conoscenze tecniche. E quindi il potere formula le domande e le risposte le diedero i filosofi. C'era qualche tratto di somiglianza con la situazione italiana. Parlo di somiglianza perché hai ragione, Tullio, Marx ha perfettamente ragione quando dice che la storia non si presenta mai uguale a se stessa, ma interviene prima come dramma e poi come farsa. Non c'è identità, ma parallelismo forse sì. E Manzini probabilmente era nelle condizioni ideali per accorgersene, anche per il fatto che fu lui che personalmente redasse la relazione definitiva al codice, va sotto il nome di relazione ministeriale del ministro Rocco, ma la penna è quella di Manzini. E questa sintesi ideologica ci dà un po' la chiave. Mentre la riorganizzazione dello Stato assoluto, proseguita dalla rivoluzione, mirava anche a una rifondazione culturale del cittadino, per inserirgli stili di vita, potremmo dire anche conformisti. Fu molto diversa, o così diversa, l'ambizione del fascismo.
È vero che Manzini in quella relazione parla di una trasformazione dello Stato che non fu semplice mutamento del governo, però nella sua prospettiva lo Stato è tutto, cioè questa visione totalitaria fa sì che sia un tutto inscindibile da tutti i punti di vista, etico, religioso, politico, economico, a tal punto unitario che tutti gli altri interessi individuali o collettivi devono essere subordinati. Però dietro uno Stato così omniinvadente stanno poi gli individui, no? Per i quali quale può essere l'ambizione? L'ambizione è una rigenerazione che porti all'homo novus, che faccia suoi e aderisca quasi spontaneamente ai nuovi valori propri dello Stato fascista. E questo progetto non è troppo distante da quello che chiesero ai pensatori illuministi. C'è una famosa, forse è la più citata frase di Marx nelle tesi su Feuerbach, in cui si dice i filosofi hanno soltanto diversamente interpretato il mondo, si tratta ora di trasformare. Questa frase non è solamente l'epitome del radicalismo di Marx o dell'unicità del marxismo, no? È la riaffermazione della concezione illuministica della filosofia nei suoi compiti. E quanto alla trasformazione del mondo, di cui parla la seconda parte della frase, che cosa fecero i filosofi del XVII secolo se non parlare della trasformazione dei progetti per attuare? Con questa constatazione finale Marx semplicemente si limita a registrare uno stato della filosofia che i pensatori illuministi consideravano talmente ovvio e non controverso da non dover essere esplicitato. Ora, questa è una divagazione probabilmente inutile nella sua schematicità, ma mi permette di ritornare a Manzini in un aspetto che non ha considerato il professor Padovani, la sua antifilosofia, aspetto di cui si è molto discusso. Manzini si dice, ed è noto perché lo dice apertamente, rifiuta la filosofia, con ciò però nega le radici del suo ruolo di intellettuale, detto in termini molto grossolani, un po' volgari, per essere intellettuali, un po' filosofi ad essere, e assume un atteggiamento autocontradittorio. Ora, l'utilità tattica del rifiuto della filosofia gli consente di raggiungere in pari tempo due obiettivi. Da un lato si libera dell'idealismo metafisico della scuola classica, ma sotto la versante anche del retroterra, tra virgolette, filosofico della scuola positiva, che è vero che dichiara di non procedere da alcuna teoria precostituita e da alcuna filosofia, però nel suo background che cosa troviamo? Troviamo materialismo, evoluzionismo, positivismo. Quindi in realtà una filosofia c'è anche nel positivismo, ma questo suo rifiuto è apparente o reale? Nel tempo mi sono convinto che il dialogo sotto un certo profilo non si interrompa veramente e in qualche modo continua attraverso una sostituzione. Forse non sono la stessa cosa, ma ci vanno molto vicino. È comparsa la teoria generale del diritto, che opera l'eutanasia della filosofia del diritto, come dirà Gustav Raff, ma offre anche un metodo di astrazione, di generalizzazione delle singole branche del diritto positivo, da cui poi prese le mosse anche la teoria generale del reato. Questo nei primi decenni del Novecento. Sembra che con questo rifiuto della filosofia il giuspenalista abbia pensato di poter, sotto un certo profilo, fare da solo, con gli strumenti del suo bagaglio. Non si parla più di filosofia del diritto o di filosofia in genere, perché tanto abbiamo la teoria generale del reato. E lo ha potuto fare il giuspenalista di allora sulla base del successo del metodo sistematico di derivazione tedesca, che si è riposta anche nel diritto penale, adottando cosa? Un modello di scienza come organizzazione di principi ordinati secondo un sistema logico-concettuale, e poi la definizione che ne dà canto. È un sistema chiuso e autosufficiente, sistema che prometteva garanzia e certezza,
e che si poneva come sostituto laico delle fonti divine giusto-naturalistiche moderne e premoderne. È una cultura che si prospetta chiaramente giuspositivista, ancorché alla sua base abbia il lavoro secolare di giusto-razionalismo e di giusto-naturalismo. Ma vedete, per essere giuspositivisti fino in fondo, che cosa occorre? Occorre storicitare il diritto, cioè sottrarlo dalla dimensione di atemporale astoricità in cui l'avevo confinato i classici. Per di più, in questa opera di risistemazione bisognava e occorreva trovare una fonte della sua razionalità diversa dall'origine divina dei pretenti. Questa origine divina in genere non viene valorizzata, però c'è. Il diritto è universale, valido in ogni tempo in ogni luogo, perché la ragione che esprime o a cui si conforma è l'origine divina. E oggi però, o meglio ai tempi di Mandini, occorre trovare una fonte diversa, ed è il passo che Mandini compie, identificando l'unica fonte legittima nella volontà dello Stato e nell'oggetto di studio le norme positive. L'antifilosofia di Mandini, così almeno penso oggi, vedendo che il mio punto di vista sia accettabile, mi sembra più una reazione principalmente indirizzata ai postulati metafisici centrali del pensiero della scuola classica, che non un globale rifiuto dell'indagine filosofica in sé. Certo, vi sono toni molto polemici in quel paragrafo, ma io li spiegherei con l'importanza della posta in gioco. Si trattava di tracciare con nitidezza i confini tra la scienza giuridica e gli altri saperi. E quindi l'affermazione del diritto positivo come unico oggetto di indagine e la sua esegesi, interpretazione e dogmatica come unico metodo. E dal punto di vista epistemologico non doveva occorrere di più. Non è inutile rilevare poi che è già tramontata quando Mandini scrive la contrapposizione tra un diritto penale filosofico, atemporale, valido per tutti, e il prodotto legislativo di qualche vario impero, quello che Carrara dirà il diritto delle città. No, tutto questo finisce con Carrara, finisce con la morte di Carrara, che è un anno prima dell'introduzione del codice per la Svelta, 1839. Non abbiamo più un diritto frastagliato delle varie città, abbiamo una legislazione unitaria ed è una legislazione che tutti cominceranno a studiare, dimostrandosi immediatamente più giuspositivisti di quanto fosse lecito immaginare. C'è una metafora che spiega bene la parabola, è quella che passa da legislatore, da interprete intellettuale legislatore a intellettuale interprete, come suggerisce Zygmunt Bauman. Ed è quello che è successo. L'ultimo vero intellettuale legislatore fu Carrara. Dopo ci saranno intellettuali interpreti. E Mandini lo fu in modo straordinario, devo dire, esercitando, soprattutto col suo trattato di diritto penale, un'influenza duratura non solo sul piano scientifico, ma anche sulla prassi applicativa, specie di legittimità. Certo, il tecnicismo proponeva un metodo disimpegnato rispetto alle scelte del diritto positivo, un metodo cioè che segnava la fine della penalistica civile, per riprendere l'espressione di Mario Sbellone, cioè dell'impegno critico dei penalisti rispetto alla legislazione e all'applicazione. Ma questi aspetti erano ben consentati alla sua personalità, e quello che tu hai definito prima, l'essere Mandini, prima di tutto un uomo d'ordine, e certamente lo fu nella sua opera e nella sua difesa. Ma il suo fare scienza mediante l'interpretazione ha rappresentato un modello per la giurisprudenza che è stato dominante almeno nei primi anni 70 del secolo scorso, anche secondo taluni critici la causa del sostanziale immobilismo della prassi nei primi decenni dell'età repubblicana. Anch'io mi sono diffuso nella lettura delle pagine che Mandini dedica all'interpretazione, che appartiene alla statica del diritto, perché prepara ma non inizia il movimento dell'applicazione della norma, però è sull'interpretazione
interpretazione che si fonda la dogmatica. Ora, tema troppo vasto che non posso esaminare in dettaglio, ma mi limito a poche osservazioni per esaminare la distanza che intercorre tra Manzini e il suo tempo e la situazione contemporanea e anche alcuni inaspettati ritorni del suo pensiero. Oggi un ruolo della magistratura rispetto alla legislazione, che sia anche di codefinizione del diritto, non sono affatto né improprio né stravagante e può trovare d'accordo tanto neocostituzionalisti quanto dispositivisti ermeneuticamente aggiornati. E per Manzini no, però questo era semplicemente impensabile. Non solo la giurisprudenza non è fonte di diritto obiettivo, ma il suo compito si esaurisce nell'applicare la norma secondo la vera volontà in essa contenuta. Certo, si possono verificare degli inconvenienti, soprattutto di una certa instabilità della giurisprudenza di Cassazione, ma un inconveniente ben maggiore si avrebbe se si attribuisse efficacia normativa generale alle sue massime interrogative. E del resto il potere del giudice non si estende alla valutazione critica della norma, né tantomeno ne consente la censura. Se la legge non appare giusta ed equa, aggiungerei anche lacunosa, tocca al legislatore provvedere, non al magistrato, che si rende benevento non solo della legge, ma sia ancora della sua riforma, quando la osserva scrupolosamente. Sono rilievi che dovrebbero essere sufficienti per circoscrivere gli spazi di manovra dell'attività giudiziaria, però Manzini non basta, insiste contro la interpretazione benigna di cui ha già parlato, ma aggiunge anche note critiche sulla cosiddetta interpretazione progressiva, in base alla quale il testo legale dovrebbe assumere non il senso che aveva al momento della sua posizione, bensì quello che sembra conforme ai bisogni del presente. Questa è una cosa che terrorizza Manzini, perché materializza il fantasma del diritto libero e di un giudice legislatore del caso concreto, con un effetto sovvertitore della distinzione tra poteri e funzioni che regge l'ordinamento dello Stato. C'è un'eccezione modesta, vagamente retro, per cui è consentita l'interpretazione progressiva. Quando vi sono delle scoperte scientifiche o nuove esigenze giuridiche, allora sì, in certi limitati ambiti l'interpretazione progressiva può ammettersi. E utilizza degli esempi che evocano una società industriale statica e poco sviluppata. Evocando una certa legge sui pesi e misure, Manzini parla dell'originaria previsione solo del gas povero, gas da carbone fossile, ma poi quando viene scoperto e utilizzato l'acetilene, ecco che allora un'interpretazione ragionevolmente progressiva può ammettersi. Non lo si sarebbe potuto fare però per l'energia elettrica. Poi alla fine un discorso appena accennato e non sviluppato da un giurista raffinato come Manzini. Una interpretazione progressiva non sorvegliata, cioè quello che noi oggi definiremmo forse un'interpretazione creativa, non solo assorbirebbe la necessaria opera innovatrice o correttiva della legislazione, ma manterrebbe l'incertezza dove invece c'è bisogno di certezza. Cioè a Manzini non sfugge l'istanza di garanzia, solo che questa istanza di garanzia può essere assicurata solo dalla legge. Gli sfugge che questa istanza di garanzia può incorporare anche una dimensione ulteriore. A Manzini non interessa tanto evidenziarla, cioè la subordinazione del giudice alla legge non esclude solo una sua potestà creativa concorrenziale alla prima, ne assicura anche l'imparzialità, perché una decisione imparziale esige l'applicazione di regole uguali per tutti. Però non è questo aspetto a catturare l'attenzione di Manzini, quanto il profilo politico della questione. Il diritto penale può derivare solo dalla volontà dello Stato, che è persona e organismo compiuto. E in questa ideologia totalitaria immaginare che un singolo potere possa esercitare quello proprio di un altro è impensabile quando, proseguendo nella metafora organicistica, supporre che un braccio possa svolgere anche la funzione di una gamba. Poi ci sono altri profili che lui analizza con la consueta acribia, ma senza discostarsi dalla tradizione
La sua tradizione pensata e molto collaudata è quella dei giuristi dell'età intermedia, soprattutto Prospero Farinacci. Tiberio Crecciani lo cita poco, ma Prospero Farinacci sì, sul piano dell'interpretazione. E dov'è importante Mandini? Nella gerarchizzazione sostanziale del criterio letterario. È vero che lo annacqua come una indecidibile nella sua fisionomia intenzione del legislatore, perché casi di plateale divergenza tra testo e intenzione del legislatore sono da supporsi effettivamente rari, perché se si vuole fissare una regola di condotta con probabilità di essere osservata, un'intenzione del legislatore deve associarsi a una chiarezza del testo. Comunque, come ossequio al suo giuslegalismo, dice che il criterio valido è quello della volontà del legislatore, però dopo c'è solo il criterio letterario. Non ci sono esempi di divergenza tra testo e intenzione del legislatore, salvo il caso di errore. Cita un solo esempio che è contenuto nell'ultimo comma dell'articolo 378, cioè è vero, c'è un deficit di relazione, nel senso che si dice le norme dei capoversi precedenti si applicano anche se il soggetto aiutato risulta non imputabile o non aver commesso il delitto. Mi dice Mandini, no? E proprio avrebbe dovuto dire il reato. Poi che la soluzione possa soddisfare è discutibile. È vero che rompe la simmetria che c'è tra delitto e delitto punito con pena pecuniaria, con pena diversa dalla reclusione e contravvenzione, però oggi la lettera della legge potrebbe essere sostanzialmente prevalente. Ma a prescindere da questi profili, mi pare che la domanda vera oggi sia un'altra. Vale ancora la priorità dell'elemento letterale? Nella cultura dei Mandini tale criterio si salva in modo spontaneo con il modello giuslegalistico da cui muove, ma nella cultura contemporanea e soprattutto nella giurisprudenza contemporanea vale lo stesso? Io direi proprio di no, perché si è fatta strada fino a diventare dominante uno stile ermeneutico molto distante dalle, a volte contrario al giuslegalismo. E l'interpretazione costituzionale prima e quella conforme dopo hanno consentito di immettere nei testi normativi originari contenuti mai immaginati all'origine. È l'inventio che oggi sembra possibile. Per Mandini non era assolutamente concepibile. Ma questa possibilità di inventio ha favorito e stimolato un modello di magistratura penale notevolmente disponibile a immettere nuovi valori dentro le vecchie leggi. Così è cambiato il ruolo costruttivo dell'interprete, complice anche la mancata riforma del codice penale nella sua struttura fondamentale. Il diritto penale costituzionale, come lo si immaginava a Bologna, supponeva un grande progetto di riscrittura del sistema, ma la sua mancata attuazione ha prodotto un'autentica patologia ermeneutica. Perché una volta che si ritenga possibile e legittimo inserire nelle leggi ordinarie, ma anche nelle norme costituzionali, guardate, contenuti nuovi, la premessa epistemica del giuslegalismo viene completamente obliterata, la fedeltà esegetica al testo completamente dimenticata. Come se il vecchio tecnicismo giuridico alla Mandini non avesse più niente da dire. Se penso a Bricola e alla sua teoria del reato del 1973, constato invece che il mio indimenticato e carissimo maestro tenne ben ferma la premessa giuslegalistica e classica, per la verità derivata più dagli studi di Marcello Gallo che non da quelli di Vincenzo Mandini. Ma la tenne ferma perché applicava al testo costituzionale il metodo tecnico-giuridico di una dogmatica fondata sulle esegesi della legge ordinaria trasferita alla legge fondamentale. Ma in questa opera, che fu veramente rivoluzionaria, cercava sempre il testo, l'interpretazione logico-sistematica per rintracciare principi vari, talvolta anche inespressi, totalmente inespressi, tassatività, riserva, offensività, colpevolezza.
però lo faceva non da principialista, lo faceva da normativista. Non è quindi vero che la libertà ermeneutica dal testo sia il prezzo che è necessario pagare per aderire a un diritto penale costituzionalmente orientato, è semplicemente e soltanto uno sviluppo non prevedibile del cammino imboccato da una parte della cultura penalistica contemporanea. Oggi comunque, a mio modo di vedere, il problema della legalità dell'interpretazione si pone con urgenza e non mi pare più risolubile, come in gioventù pensavamo a Bologna, solo per il tramite della legalità legislativa e della determinatezza dell'incriminazione. Di fronte a una giurisprudenza fonte, questi si sono dimostrati presidi, completamente insufficienti. Però, siccome nulla declina mai definitivamente nel nostro mondo, si notano anche dei segnali, sembra positivi, di controtendenza, e li rintracciamo non tanto sul piano della giurisprudenza ordinaria, bensì sul piano della giurisprudenza costituzionale. In pronunce recenti, che cosa si valorizza in maniera esplicita? La priorità del criterio letterale. Non era un esito assolutamente scontato, badate, perché già almeno fino a una pronuncia degli anni 2012-2013 trova un'affermazione per cui il metodo letterale è un criterio sempre primitivo. Oggi viceversa la Corte Costituzionale lo rivitalizza e dice che è prioritario. E allora da questo punto di vista si capisce bene perché l'interpretazione creativa si ponga come violazione di principi fondamentali, perché l'esegesi letterale cede il passo a diverse sovrascritture teleologiche o sistematiche che in genere portano a esiti in malamparte. Allora la consulta prende rimorso in questo nuovo corso da un divieto assoluto di analogia sfavorevole, che non consente di ascrivere o di punire fatti non ascrivibili ad alcuno dei possibili significati letterali dell'incriminazione. È il testo e non la sua successiva interpretazione che deve poter orientare il destinatario circa le conseguenze sanzionatorie della sua condotta. Il limite estremo di una legittima interpretazione del giudice è allora il possibile significato letterale della legge. Alcuni commentatori hanno ricordato la fascinosa immagine di Natalino Irti che ha evocato i cancelli delle parole. Quali sono? I cancelli delle parole sono il recinto invalicabile di ogni legittima interpretazione. Però con identica puntualità contenutistica avrebbero potuto riferirsi a Manzini e al suo permanente impegno di rimanere fedele al testo. Non lo hanno fatto, ma avrebbero potuto farlo. Ora il monito che ci viene dalla consulta è importante e autorevole, però non è dato sapere se e quando penetrare nella giurisprudenza ordinaria. Se volete la mia personale opinione, per quello che può contare, io non nutro eccessiva fiducia che questo modello di deontologia interpretativa sarà spontaneamente accettato dai giudici o di legittimità o di merito, perché mi paiono molto poco inclini a recepire vincoli che non si siano autoimposti. Però in questo caso dovrebbero farlo, perché è vero che il monito della Corte non vuole affatto mortificare la loro libertà di interpretazione, si limita soltanto a sottolineare, molto più semplicemente, che l'interpretazione può legittimamente essere esercitata solo se è vincolata alle opzioni permesse dal testo della legge. E opzione delle lacune, l'unico potere che può condannare è quello legislativo. Sono affermazioni che possono tranquillamente trovarsi nelle pagine di Manzini dedicate all'interpretazione. E sotto questo profilo fu certamente coerente. Non cambiò idea come successe per la pena di morte, cambiò idea effettivamente, ma non credo che si debba essere dadaista, per cui per avere idee pulite bisogna cambiarle ogni giorno come le camicie. E anche in questo Manzini era figlio del suo tempo. Ma per ritornare a noi, può sembrare paradossale trovare un ponte tra le affermazioni recenti della Corte Costituzionale e un giurista che concorsi in misura così rilevante a un codice penale
che, Tullio, è innegabile, è molto distante dai principi dell'Italia repubblicana. Forse non nella parte generale, ma nella parte speciale sì. Però sul piano dei doveri dell'interprete io non vedo differenze di rilievo. Del resto il tecnicismo giuridico fin dall'origine doveva costituire un metodo pensato per il giudice che applica e per il giurista che ricostruisce la sistematica degli istituti. Ma la legge, in un caso e nell'altro, è sempre predata da altri e né l'uno e né l'altro possono sognarsi di poterla cambiare. Per concludere, forse vi ho impegnato troppo a lungo e me ne scuso. Un giudizio sul tecnicismo giuridico e sulla figura di Mandini è tuttora difficile e controverso, un po' come se lo sguardo lungo e profondo della storia su questo capitolo della cultura penalistica italiana non abbia avuto modo di dispiegarsi ancora pienamente. Forse è un problema di polarizzazione di cui il nostro paese e la nostra cultura non sa liberarsi. Però noi non possiamo non considerare, cioè meglio considerare l'opera di Mandini come disgiunta da un codice che, se anche non fu tutto suo, fu suo in gran parte. Ed è un codice che dal punto di vista della tecnica costruttiva presenta tratti di eleganza, di precisione e di coerenza effettivamente rimarchevoli, oggi francamente irraggiungibili. Però mentre il codice, pur con tutte le trasformazioni operate su un tronco permanente, continua a essere il codice dell'Italia repubblicana, il pensiero e l'opera di Mandini mi sembrano avviati, e non da oggi, a un destino di oblio. Non sono così sicuro che la memoria di Mandini sia ancora permanente. E questo è un singolare paradosso che non si spiega valorizzando singoli aspetti non liberali della posizione di Mandini, che certamente esistono. Io ho citato la pena norma, ma si potrebbe citare anche la sua posizione sulla presunzione di innocenza. Ma gli aspetti deplorevoli, a mio giudizio, stanno da un'altra parte ormai, nelle incriminazioni che riguardavano il nemico politico come un avversario da reprimere e legittimando quindi una violenza legale. E non ha torto Armati quando parla di un diritto penale del nemico, certo, è un diritto penale del nemico a letto. Poi è anche vero che per aspetti fondamentali diversi si preservò la legislazione da derive liberali, questo avviene più frequentemente nella parte generale, però nella parte speciale in molti punti si è consumata un'autentica rottura con la tradizione liberale. Però, conclusivamente, io non sapevo che il secondo presidente della Corte Costituzionale fosse stato l'ultimo presidente del Tribunale. Gaetano Parigi, però non lo sapevo, devo confessarti la mia ignoranza. Però, e qui avvio veramente la conclusione, se si vuole puntare sulla complicità dei tecnici nella redazione di un codice penale così ideologicamente orientato, la responsabilità che ne consegue dovrebbe seguire, secondo le regole, il principio di solidarietà. Ma questo principio non mi risulta applicato sempre o comunque applicato per tutti, perché Padovani ha parlato di algoritmi, ma chi fu il primo presidente della Repubblica? Fu un personaggio eminente, Enrico De Nicola, che fu certamente parte attiva della commissione ministeriale di redazione del codice. Fu prima capo provvisorio col Presidente della Repubblica e anche primo Presidente della Corte Costituzionale. Ed era anche monarchico. Liberale. Monarchico. Dichiaratamente monarchico. Allora, nei suoi confronti, a me non pare che sia stata mai oggetto di critica o di ripulsa la sua partecipazione alla redazione del codice. Perché forse non era questo il problema. Nei confronti di Mandini, invece, ad onta dei riconoscimenti formali della sua statura di giurista, un lento ma progressivo oblio che non coincide con una grave memoria, ma che tende ad assomigliare un poco. Ma per quale ragione? Perché non c'entra nulla aver partecipato alla redazione del codice. La colpa politica di Mandini
fu diversa e consisteva non tanto nel contributo che diede alla redazione del codice, quanto nella tenace difesa dei suoi contenuti e della sua essenza. Questo lui ha con coerenza continuato a difendere, ed è questo che non è stato perdonato. In maniera molto malinconica c'è un rilievo che lui opera quando, volendo sostenere che vi è continuità tra il codice Rocco e il codice Zanardelli, rileva che il codice Rocco di disposizioni coerenti o meglio espressive di interessi o di istanze del fascismo ne contiene ben poche. E no, è molto malinconico perché queste affermazioni suonano di maniera e sostanzialmente obbligate dall'epoca, oltretutto non vere, non era vero, perché molte norme della parte speciale riflettevano le istanze del fascismo. Però mi chiedo in definitiva, basta questo per offuscare l'immagine di potente giurista? Anche con i suoi torti, se di torti si può parlare, rimangono pur sempre i suoi meriti, le sue ragioni. Però vedete, torti e ragioni sono ormai scritti nella storia, che registra tutto e aiuta a non dimenticarsi. Però la storia non è e non può essere una prigione selettiva che ricorda i primi, cioè i torti, e dimentica le altre, cioè le ragioni. Se lo fosse, sarebbe la prigione del nostro futuro. Grazie davvero, professor Marotti. Analisi come al solito colta e lucidissima. Colta, sì. Devo dire che ha toccato alcuni punti venendo all'attualità, a parte che, come dire, il chiama Franco Bricolare ovviamente fa sempre piacere. E il tema dell'atteggiamento di Manzini antifilosofico. E in effetti le pagine del trattato più belle, a mio avviso, sono proprio quelle iniziali, il primo libro dove si occupa dei rapporti tra filosofia, sociologia, politica, storia. E su questo in effetti Manzini, come di consueto, ci sono delle affermazioni piuttosto efficaci. Ovvero sia, dice nel trattato, il ricercare i cosiddetti fondamenti supremi della nozione del diritto oggi non è più permesso in una disciplina eminentemente sociale, positiva e di buon senso qual è la nostra. E poi si scaglia contro la sociologia criminale, in particolar modo contro Enrico Ferri. Prima c'era il suo lavoro di gioventù, forse, 1911, non so quanti anni avesse Manzini. Però, insomma, in quella provvisoria del tempo, nel trattato in parte prende un po' le distanze perché dice: dicasi quante infamie non si sono commesse e non si vadano commettendo sotto il bieco stendardo della difesa sociale e dei suoi equivalenti. E poi si scaglia contro Enrico Ferri, dice che vorrebbe castrare i civili e i pazzi. E quindi da un lato abbiamo un Manzini forse giovane, autoritario, che esprime già alcuni concetti di terra nemico, poi un po', diciamo, smussa forse alcune intemperanze di gioventù. Poi c'è il tema ovviamente della legalità, dell'interpretazione che vediamo ai giorni d'oggi, il diritto vivente. E c'è una frase, la cito a memoria, non sarà sicuramente così, però è di un libro di Umberto Eco che si intitola I limiti dell'interpretazione, che dice più o meno: spesso un testo dice più di quello che da esso emerge, ma meno di quello che taluni interpreti incontinenti vorrebbero che dicesse. Ecco, di interpreti incontinenti mi pare che oggi ce ne siano tanti, ma forse a forza di per forza incontinenti, perché come ci insegna il compianto Filippo Sgubbi, il testo normativo è spesso un prodotto semilavorato da lasciare, diciamo, all'interpretazione giudiziale e da riempire in base a quelle che sono le vicende del caso concreto. Ecco, e in effetti
mi chiedo che cosa penserebbe oggi Manzini del diritto penale odierno, o meglio della crisi forse del diritto penale. Ha citato Mario Sbriccoli, mi viene in mente Mario Sbriccoli negli anni 90, credo, già diceva che il diritto penale è in salute, cioè in crisi. È in salute perché è sempre più muscolare, massimo, totale, sempre per citare Sbubbi, ma è in crisi proprio perché manifesta la deriva dei principi che noi conosciamo di Nel garanzia. momento in cui si oppone la giurisprudenza forte, Manzini non potrebbe essere più niente. E quindi questo credo che sia ancora un insegnamento forse da prendere, quello dell'ecologia ermeneutica forse, no? Di Manzini, che probabilmente dovrebbe ancora risvegliare un certo senso critico. Lascio però la parola al professor Scella senza portarmi troppo tempo, grazie. Allora forse metto al tuo posto così evitiamo un problema. Intanto, come naturale, ringrazio anch'io l'amico professor Amati per l'invito a questo incontro. Devo anch'io confessare una sensazione di disagio, perché sapete, quando è morto Manzini è stato commemorato in 2 occasioni da Alfredo De Marsico. Trovate tutto in un libretto della CEDA, Penalisti Italiani. De Marsico è stato un insuperato campione dell'eloquenza forense, uno dei grandi avvocati e grandi oratori del secolo scorso. Oggi avete sentito, insomma, le capacità, avete avuto la dimostrazione pratica delle capacità oratorie del professor Padovani e del professor Zanotti, e allora dico io, studioso di provincia, devo parlare di Manzini. Accanto a questa sensazione di disagio, però, poi ho avuto anche una nota lieta, perché lo splendido affresco che ha tracciato Tullio Padovani inizia con un'esegesi delle parole di Franco Cordero, e qui mi sento un po' meno un pesce fuor d'acqua, solo perché è un pensiero che conosco bene. Se Arturo Rocco era il nonno accademico di Tullio Padovani, Cordero è il mio nonno accademico, quindi insomma si riesce più o meno a orientarsi. Non in difficili. Anticipo subito, e poi cerco di darne una dimostrazione, che forse Cordero, come spesso accade, è stato troppo brusco nei toni, ma secondo me nella sostanza ha perfettamente ragione nel giudizio che formula con riferimento a Manzini. Ma non è da questo che voglio partire. Intanto questo incontro, in una delle tante versioni delle locandine che si sono succedute, correggimi Enrico, viene messo con un sottotitolo I grandi giuristi friulani. Allora, Sì, quello è il comunicato stampa. il comunicato stampa, non la locandina, il comunicato stampa. E sapete, appunto, ci è stato ricordato che c'è tutta questa sequenza di penalisti friulani. Il primo, Tiberio Becciani, e poi possiamo ricordare Manzini, Bettiolo, Carnelutti, per fermarci a quelli che non sono più su questa terra, direi che i grandi nomi sono questi. Allora, io ho sempre da non friulano, ho sempre qualche difficoltà in questo tipo di ragionamenti. Ad esempio, Carnelutti per me, al di là del cognome e del luogo di nascita, è molto poco friulano. Non scordo molto di friulano in Carnelutti. Quando è in pensione dall'università poi si presenta avvocato in Venezia, proprio le sue sedi di elezione, Padova e Venezia. Gira tutta l'Italia, sia per ragioni accademiche sia per motivi professionali, ma con i Friuli ha molto poco da spartire. Manzini invece mi sembra proprio tipicamente friulano. Intanto, per quello che scrive, giovanissimo, a 18 anni, scrive un opuscolo sulle virtù delle piante friulane. Io questo opuscolo lo so soltanto attraverso la testimonianza di De Marsico, sono andato a controllare, non è neanche depositato alla Biblioteca di Firenze, la Biblioteca Nazionale Centrale. Però poche pagine sulle virtù delle piante friulane. 25 anni, secondo opuscolo sulla delinquenza nel Friuli. Questo so che sono 48 pagine, editore Giovanni Battista Doretti, Udine, 1897. Di famiglia. Quindi è friulano per gli interessi, verso la fine della sua vita si occuperà molto di storia veneta, e comunque non siamo molto distanti, forse è friulano anche come personalità.
Pisapia, Gian Domenico Pisapia, incontra, nel senso che sostiene l'esame con Manzini a Napoli, e poi al momento della morte ci dice: fu uomo semplice e di eccezionale modestia, esempio mirabile di operosità, diede alla scienza penalistica fino agli ultimi giorni della sua vita i contributi preziosi della sua dottrina e del suo ingegno. E quindi qua vediamo emergere certe doti che normalmente sono associate al carattere del friulano, il carattere del friulano modesto, il friulano grande lavoratore. E in effetti è una produzione smisurata, avete già ricordato voi, quello che scrive Carvenuti sul piano scientifico, ma anche vedremo i tempi in cui scrive il codice di procedura penale hanno del prodigioso, una cosa che io so già che non sarei mai in grado di fare. Ecco, nel tempo in cui mi scrivo l'intero codice, io forse faccio il titolo 1 del capo 1 del primo libro, con tutti i dubbi che possa avere. Ecco. Ma ti vedremo? Non lo sappiamo questo, non lo sappiamo. Detto questo, notiamo una prima cosa e poi chiediamo qual è il lascito di Manzini rispetto alla procedura penale, perché del diritto penale sostanziale abbiamo già sentito molto parlare, adesso si tratta di vedere l'altra faccia della medaglia. Prima notazione, è vero, tutti abbiamo ricordato quella definizione che penso che sia di Alessandro Calvi, sommo sacerdote dell'indirizzo tecnico-giuridico, però non è soltanto questo, è una personalità più complessa, gli interessi storici, gli interessi anche che noi chiameremmo di sociologia criminale, la delinquenza in Friuli, anche se poi lui si scaglia con un certo modo di intendere la sociologia applicata al diritto penale. Senz'altro la personalità modesta, lo dicevo prima, pensate anche che a Roma fa un passaggio brevissimo, cioè un'autorità discussa, un prestigio indiscusso, riesce ad arrivare all'Università di Roma, ma dopo un anno se ne torna via, gli ambienti romani non fanno per lui. Il lascito sul piano della procedura penale. Io penso di appartenere alle ultime generazioni di laureati in giurisprudenza che quando entravano negli studi professionali vedevano i grandi trattati sugli scaffali. C'era Scialoia Branca per il codice civile, Andrioli per il codice di procedura civile, c'era Manzini per il diritto penale sostanziale. Manzini per la procedura penale già non era così diffuso. Quindi abbiamo quest'opera molto importante in cui c'è tutto minuziosissima, un'opera che ha anche un prestigio indiscusso. Un anziano professore di procedura penale mi raccontava che in una norma di attuazione, un aneddoto simile al tuo sul 378 del codice penale, in una norma di attuazione in sede di tipografia salta un non, ma siccome Manzini dice è stato un errore materiale, bisogna leggere come se fosse stato scritto non, la Cassazione segue questo orientamento. Quindi si sapeva che lui era l'artefice del codice, scrive in un libro non la norma che dovrebbe avere valore di legge in quanto pubblicata in Gazzetta, dice così e la Cassazione va dietro questa interpretazione. Quindi questo trattato che è stato ristampato con aggiornamenti fino agli anni 70, l'autorità indiscussa, la prima cattedra di procedura penale. Procedura penale, lo dico sempre ai miei studenti, è Cenerentola del diritto, rimane unita al diritto penale sostanziale fino al 1938. L'autonomia sul piano universitario viene raggiunta in quel momento, prima cattedra a Roma La Sapienza, la prende Manzini, se ne va quasi subito, se ne ritorna a Padova. E il suo successore sarà Alfredo De Marsico, compagno di partito e anche fratello nella massoneria di Vincenzo Manzini. Certo non fu solo un interprete, e qua rimaniamo sempre sul piano delle notazioni generali. Ebbe l'ambizione di costruire un sistema, certo però che è un sistema che si colloca in un orizzonte concettuale che per noi non mi sembra più accettabile, ai giorni nostri non mi sembra più accettabile. L'idea dell'ordinamento come insieme di norme completo e coerente. Secondo me la fatica di Manzini, che è massima nella parte speciale del diritto penale, di frammentare, ricomporre, elaborare tutte le possibili interpretazioni, scartarne talune, conservarne e promuoverne altre, si spiega alla luce di questa idea.
che esiste un qualcosa che si chiama ordinamento giuridico e che ha come caratteristica principale di essere un sistema completo o integrabile attraverso procedimenti di interpretazione e privo di contraddizione all'interno. Se c'è una contraddizione l'interprete che sta sbagliando. Ora, questa idea è in crisi quantomeno dagli anni 70. C'è stato un potentissimo attacco di Giovanni Carello che ci dice: guardate che in nessun altro paese al mondo esiste la parola ordinamento con il significato che viene attribuito da noi qui in Italia. E allora sotto c'è una presa di posizione ideologica, c'è un modo di concepire il sistema giuridico. Ecco, Manzini è prima di Carello, molto prima, è immerso in questo modo di concepire. E quindi sì, un sistematico, ma forse quei sistematici di cui Nietzsche dice che viene diffidare. La volontà di sistema è una mancanza di realtà, è un sovrapporre certe sovrastrutture al dato che invece dovrebbe imporsi alla nostra lettura. Quindi direi che dal punto di vista dell'apporto scientifico non è così facile individuare e isolare delle parti del pensiero di Manzini che tuttora possiedono vitalità. Giurista certo serio, giurista coerente, lineare, molto chiaro nell'esposizione, ma quando fa certe scelte ben precise, sono scelte che non solo ci sembrano sbagliate, ma che col senno di poi possiamo dire che hanno prodotto moltissimi guasti. Quando si parla delle parti nel processo penale, Manzini ci dice esiste una sola, l'imputato, perché lo Stato persegue un interesse che è superiore, non è di parte, e così fa anche il pubblico ministero. Si potrà dire un giurista dei suoi tempi, d'accordo, ma nel 1949, non così tanto tempo dopo, Guarnieri scrive le parti nel processo penale. Invece proprio dice il processo penale o è un processo di parti dove c'è accusa e difesa di fronte al giudice terzo e parziale, o non è un processo penale. È qualcosa che non riusciamo a classificare in termini liberali, in termini garantistici. È stata ricordata la presa di posizione di Manzini sulla presunzione di innocenza. Cosa possiamo dire a questo riguardo? Che lui confonde o mostra di non cogliere che sono due le dimensioni della presunzione di non colpevolezza. La prima è quella che usa lui, dice come se fosse una sorta di precipitato di una massima di esperienza. Riconosciamo la presunzione di non colpevolezza perché in effetti è ragionevole ritenere che la persona fino a quando non è condannata non sia colpevole. E allora do il buon gioco lì a dire ma no, guardate che questo è una sorta di ubriacatura che deriva dalla rivoluzione francese, perché l'esperienza storica collettiva ci dice che la maggior parte degli imputati sono colpevoli, noi non c'è, d'accordissimo, ma accanto a questo c'è la dimensione politica, la dimensione normativa, potremmo dire, del principio della presunzione di non innocenza, e questo è del tutto indifferente da calcoli di tipo statistici. Bisogna garantire la presunzione di non colpevolezza perché l'imputato è una persona sola, isolata di fronte al potere pubblico, di fronte a quella forma più temibile del potere pubblico che è appunto la giustizia penale. Quindi bisogna equilibrare le posizioni di partenza assumendo che una persona non sia colpevole fino a quando l'ipotesi accusatoria non sia dimostrata in ogni suo più piccolo elemento costitutivo. Ancora, si dice che uno dei pregi di Manzini è stato quello di enfatizzare il rapporto giuridico-processuale. Questa nozione che proprio in quest'ansia di sistema di Manzini dovrebbe permettere di dar conto di tutti gli istituti del processo. Come possiamo dire, è una nozione statica, quello che differenzia il processo da altri tipi di procedimenti è l'epilogo, e allora questa direzione teleologica dovrebbe illuminare tutto quello che accade nel corso del processo.
La nozione di rapporto giuridico processuale è una nozione tanto vetusta quanto vischiosa. Ancora adesso nelle aule d'udienza sentiamo dire da giudici e anche dalle parti non si è costituito regolarmente il rapporto giuridico processuale o espressioni di questo tipo. Però anche qui passano pochi anni e nel 1956 un giovanissimo Franco Cordero demolisce sulle orme di James Goldsmith la nozione di rapporto giuridico processuale e inizia a parlare in senso dinamico e non statico di situazioni giuridiche soggettive che si succedono l'un l'altra e quindi in direzione dell'epilogo. Non è il fatto che arriverà una sentenza a inondare di luce tutto quello che accade prima, ma sono le situazioni che si succedono una dopo l'altra in termini di potere, onere e via dicendo fino ad arrivare alla sentenza. Quindi anche qui quelle che dovrebbero essere, diciamo, le note peculiari del pensiero processualistico di Manzini non sono più rilevanti, non le accettiamo più sul piano scientifico, talune queste si sono addirittura rivelate perniciose. Accanto al Manzini giurista, però c'è anche il Manzini legislatore e qui senz'altro la sua importanza si staglia in maniera notevolissima. Abbiamo un provvedimento di nomina nel 1926 per la redazione del codice di procedura penale che, a differenza di quello che era accaduto prima e che accadrà dopo nella storia d'Italia, non nomina una commissione, nomina una persona. Vincenzo Manzini, lui è molto soddisfatto del trattato. Dice: abbiamo perso molto meno tempo, non ci sono state inutili discussioni, era una persona molto aperta al contraddittorio e al dialogo, Manzini, anche questo. Siamo andati dritti verso la meta. Era friulano e gioca proprio tutte le parti in commedia rispetto al codice Rocco. La stesura, il coordinamento, gli aggiustamenti finali. Fa tutto dall'inizio alla fine. In questo senso, e mi sono permesso di dire fabbro del codice Rocco. Dobbiamo chiederci, insomma, di questo prodotto normativo, che indubbiamente è un prodotto molto lineare, molto ben fatto, molto ben congegnato, come un prodotto che esce dall'officina di un fabbro che sa tenere ben accesa la fiamma, la temperatura, se il mantice, se il martello e le pinze. Che giudizio possiamo dare, scusate? Da un punto di vista proprio tecnico è evidente che c'è una sorta di continuità normativa con il codice precedente, con il codice del 1913, perché il modello è sempre lo stesso. Codice col giudice istruttore, fase istruttoria e dibattimento. Ma, e forse non è così diverso anche il discorso che si potrebbe svolgere, o almeno che taluni pensavano come dicevo svolgono con riferimento al codice di diritto penale sostanziale. Se guardiamo dentro, se non ci limitiamo a osservare l'involucro, il guscio del codice, ma se guardiamo le singole scelte, allora davvero ci ha messo del suo Vincenzo Manzini seguendo le indicazioni politiche di Alfredo Rocco, se non sembra che davvero sia solo colpa di Manzini. Davvero c'è una torsione inquisitoria notevolissima nel codice del 30 rispetto ai suoi antesignani. Davvero, come dice Cordero, questo è un codice che non sarebbe dispiaciuto al legislatore dell'ordonnance criminelle di Luigi XIV del 1670, che è un po' la summa del processo inquisitorio. E quindi per questo che si colloca proprio nel solco della tradizione inquisitoria. Lo riconosce anche lui. Vi leggo 3 righe proprio tratte dagli annali di diritto e procedura penale del 1942, quindi c'era ancora il regime fascista. E Manzini parla della sua stessa opera e ci dice: ora si deve riconoscere che il codice di procedura penale, sveltendo le forme processuali, rinforzando il principio di autorità, eliminando formalità ingombranti
introducendo disposizioni nuove dirette a far prevalere la sostanza sulla forma, parecchie delle quali ha servito ad esempio il nuovo codice di procedura civile, e su questo poi avremo una parentesi dopo, ha conseguito pienamente lo scopo della riforma, una riforma conforme allo spirito dello Stato fascista. Quindi Manzini rivendica il fatto che sia un codice fortemente autoritario, quello che lui ha edificato. In cosa cogliamo questo carattere autoritario e quindi dal mio punto di vista retrivo, inquisitorio del codice del 1930? Intanto, per dare un'idea degli sfondi, non dimentichiamoci che in quegli anni anche il pubblico ministero è subordinato al potere politico, quindi non si agisce solo sul codice, si agisce anche sull'ordinamento giudiziario, si agirà anche sul codice penale, si agirà sul regolamento penitenziario, sul testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Pochissimo tempo tutto quello che attiene alla penalità viene riscritto da capo a fondo, cose che in democrazia normalmente non si riescono a fare. In via incidentale possiamo dire che quando non c'è un'autorità forte ma c'è il problema della pecunia, i tempi si contraggono moltissimo. Guardate adesso la riforma Cartabia, per non perdere i finanziamenti che vengono dall'Unione Europea senza discussioni. Certo c'è una commissione, sono state diverse commissioni a seconda del settore, ma certo il confronto pubblico io non ne ho visto, e si arriva a modificare tantissime norme soltanto perché l'Europa ce le chiede, e se non riusciamo a ridurre i tempi del processo in una certa misura non arriveranno questi finanziamenti pubblici. E, appunto, quello che normalmente in democrazia non accade invece è accaduto in quegli anni. È un codice che di per sé, appunto dicevo, si colloca nel solco di una tradizione illustre. 1808, Code d'instruction criminelle, il modello del giudice istruttore. Napoleone pensava di aver trovato il nuovo di Colombo. Dice, il processo inquisitorio puro non va bene, il processo accusatorio che abbiamo sperimentato durante la Rivoluzione francese è troppo costoso sul piano delle risorse e non è funzionale un'efficace repressione della criminalità. Cosa facciamo? Prendiamo un pezzo dal processo inquisitorio, cioè l'istruzione, in cui il giudice istruttore è erede dell'antico inquisitore, e prendiamo il dibattimento, che è la parte in cui tutti i valori fondamentali del processo, pubblicità, oralità, contraddittorio, dovrebbero trovare piena attuazione. Peccato che gli opposti siano inconciliabili e che quindi nel processo di tipo misto il baricentro scivoli lentamente ma inesorabilmente verso il processo di tipo inquisitorio. Tanto più in un modello come quello edificato dal Codice Rocco, che non è vero che salvaguardasse il diritto di difesa, perché escludeva il difensore da tutta la fase istruttoria. Dopodiché consentiva il recupero a fini di piena prova di tutto quello che era avvenuto nell'istruzione sotto l'esclusiva direzione del giudice istruttore e senza alcun controllo intersoggettivo. E questo è il vizio capitale del processo di tipo misto, e Manzini non ha la sensibilità di apportare dei correttivi, anzi fa dei passi indietro rispetto al codice del 13. Dovremmo aspettare, già che parliamo di nomi accademici, il nome accademico del professor Zanotti, dovremmo aspettare il nuvolone quando al convegno di Lecce Bellagio, scagliandosi contro i fautori del processo accusatorio, propugna la conservazione dell'istruzione della fase istruttoria formale col giudice istruttore, ma con la garanzia difensiva. Nuvolone che dice: voi avete l'accusatorio sulle labbra ma l'inquisitorio nel cuore, non vi rendete conto che se configurate un processo con l'inchiesta affidata esclusivamente al pubblico ministero, i guasti sul terreno delle garanzie saranno notevolissimi. E Nuvolone, pur elaborando un pensiero che non è quello che a me piace come pensiero puro, perché l'avrete capito, a me piace la tesi di Cordero, che era di Vitale in quell'occasione, solo che portava avanti,
però forse ci ha visto lungo. Se pensiamo all'esperienza, insomma, da Mani Pulite in poi, c'è stato lo strapotere del pubblico ministero favorito anche dalla struttura che è stata impressa al codice di procedura penale. Quindi, primo grande vizio capitale, la scelta del modello e la mancata previsione di spazi di intervento per la difesa. Dovremmo aspettare il 55 con una riforma fortemente voluta da Giovanni Leone perché la difesa possa timidamente affacciarsi sulla scena dell'istituzione. Secondo grande vizio capitale, ma anche questo si spiega, è coerente. Se abbracciamo l'idea di uno Stato etico, di uno Stato che ingloba in sé le pretese, i diritti dei singoli, allora tutto fila alla perfezione. Secondo vizio capitale, non prevedere più nullità insanabili. Nel sistema del codice Rocco esiste ogni tanto qualche previsione appena di nullità, ma se la parte non è così accorta da rilevarla, tutto viene sanato e non ne parliamo più. Terzo punto, la libertà personale. Anche qui è un codice in cui l'impronta autoritaria è fortissima, intessuto di automatismi, di divieti di concedere la libertà provvisoria. Si spiega, non esiste la possibilità di concepire il diritto di libertà del singolo contrapposto allo Stato. I limiti alle impugnazioni, qualcuno è uno dei pochi punti su cui c'è stata una resistenza nell'iter di formazione del codice, quindi si è fatto qualche passo indietro, ma nel pensiero di Manzini proporre appello o proporre ricorso per Cassazione deve essere un'eventualità molto rara, perché altrimenti si mette in discussione l'autorità del giudice e quindi in definitiva l'autorità dello Stato. Quindi a cosa ci troviamo di fronte? Insomma, la macchina, o se preferite l'ordito normativo allestito da Manzini, da un certo punto di vista è tanto il completamento quanto la garanzia del disegno di politica penale, politica criminale elaborato dal fascismo. E il coronamento, perché appunto porta alle estreme conseguenze le scelte che sono compiute a livello di diritto penale sostanziale. Fa sì che la severità anche a livello edittale non rimanga uno spauracchio, ma che possa trovare applicazione in tempi rapidissimi. E anche la garanzia, perché questo modo di procedere che mette gli organi statuali al centro e che poi insomma si manifesta in la possibilità di avocazione, insomma il procuratore generale poi se va a portare appello al codice del 1930 si può ingerire nelle indagini sostanzialmente ogni qualvolta lo reputi necessario, e le corti d'appello nella nostra geografia giudiziaria sono sempre state poche, adesso sono 26, non so dirvi con esattezza quanti saranno stati, ma insomma pochi magistrati, se arrivano a questo ruolo verosimilmente sono anziani, sono avanti nella carriera e quindi ideologicamente vicini al potere politico che ha la maggioranza, che è in maggioranza in quel momento, e quindi più facilmente controllabili, quindi il modo anche di insabbiare le inchieste, le indagini. Insomma, abbiamo questo codice che non è un bel modello se non sotto profilo tecnico. Qua c'è una fortissima rivendicazione da parte di Manzini, ma anche di De Marsico. De Marsico, oltre ad essere il successore di Manzini sulla cattedra della procedura penale, faceva parte con due magistrati della commissione parlamentare che è l'unico organo che si è espresso sul codice Rocco, cioè scrive tutto da solo Manzini. A un certo punto c'è un parere meramente consultivo, tra l'altro, di una commissione composta da 3 persone. Una di queste è De Marsico. E De Marsico, nel ricordare la figura di Manzini, al tempo stesso anche il suo rapporto alla codificazione, dice: guardate che quello che è uscito fuori nel 1930
era un prodotto di fattura così pregevole che per un verso ha influenzato il codice di procedura civile del 1942 e per altro verso ha saputo meglio resistere all'ondata del tempo. Cioè, secondo De Marsico, il codice di procedura civile è andato in crisi prima del codice Rocco, che da un certo punto di vista è anche vero, a seconda di cosa intendiamo per andare in crisi. Questo si ricollega ancora una volta, voglio dire, all'ingegno di Vincenzo Manzini, alla sua capacità di scrivere in meno di 3 mesi. Vi ho detto, questo provvedimento di nomina nel 1926, lui si mette al lavoro e la prima stesura è pronta in 3 mesi. Una cosa che ha del prodigioso, insomma. È vero che è una persona sola, oltre che Pedrocchi, a me è stato raccontato che anche in un'osteria qua alle spalle di Via Longheria lui stesse a scrivere, forse non lontana dall'odierna Via Manzini di Udine. Passare i giorni così a scrivere o di dottrina o norme per il legislatore, insomma, non penso che deve essere una vita molto varia se guardiamo. Si diceva accanto alla pila di e quindi cosa possiamo dire? Un giurista che sapeva il fatto suo, un giurista però di altri tempi, impregnato di una mistica dell'autorità. Io penso che Manzini, come del resto anche De Marsico essendo leggermente più giovane, subì conseguenze anche più gravi di quelle che ha sofferto Manzini. Fu epurato, epurazione amministrativa, non poté insegnare nelle università fino a quando Filippo Vassalli, cioè il padre di Giuliano Vassalli, che invece fu partigiano, non scovò un comma in una legge ottocentesca che diceva che chi avesse prestato servizio presso un'università poteva essere riassunto anche a distanza di tempo. Allora De Marsico, con preside Filippo Vassalli, torna agli ultimi anni della sua vita a insegnare stavolta diritto penale sostanziale, diritto processuale penale alla Sapienza di Roma. Quindi sono persone che senz'altro erano in buona fede, non penso che fossero, insomma, giuristi alla Hans Frank, che era consulente legale di Hitler, insomma, giuristi che erano certo portatori di valori nei quali è molto difficile trovare oggi qualcosa di buono. Questo è il pensiero che più spesso mi è venuto in mente mentre preparavo queste poche riflessioni. E quindi direi questo per concludere, che possiamo anche concordare sull'idea che c'è un po' di Vincenzo Manzini in ciascuno di noi. Anzi, forse, insomma, per usare un tono leggermente più scherzoso, talvolta io mi preoccupo di più del Manzini che è in me che del Manzini in sé. Quando ad esempio c'è una manifestazione in autostrada viene da dire ma perché non vengono a scontrarli l'autorità dell'ANPAS? E Manzini avrebbe avuto, tanto spiegare dello sciopero, avrebbe avuto un'idea simile, immagino. Però non è un modello per i giuristi del futuro. Ecco, se dobbiamo pensare a un autore del passato che ha avuto una forza inventiva che ha avuto la capacità di elaborare dottrine che tuttora hanno qualcosa da dirci, hanno una direzione già tracciata sulla quale, se ne abbiamo la forza, possiamo raccogliere l'eredità di questo pensatore e incamminarci. Insomma, non è certo Manzini questo. Se devo parlare una relazione molto impegnativa, io adoro Carluti, non so voi, ecco. Non saprei neanche dirvi il principio del processo penale. Lo dico pochissimo, piccolissimo, ma in cui ci sono idee geniali, sprazzi di idee geniali. C'è una multiforme versatilità e cambiamento. Sì, questo certo, sì. Però almeno qualcosa di ancora attuale si trova. In Manzini direi di no, non saprei neanche individuare un allievo di Manzini. Che ti potremmo dire? No. Non ha avuto nessuno. Senz'altro non sul piano della procedura penale. Un uomo che non ha saputo né voluto riciclarsi. E questo senza stato italiano. sì.
Ma in questo anche De Marsi, al momento dell'elaborazione tutti facevano ricorso sostanzialmente. Ma ci voleva molto poco. Ci voleva molto Chi poco. sarebbe diventato ministro della giustizia? Sì, non ha saputo riciclarsi. Non Doveva era... riciclarsi, prendere la tessera della vicina. Dopo che stracciato come hanno fatto quei giovani il lungo viaggio attraverso il fascismo di Zangara. Quindi lui no, quindi ha parlato e continua. Giustamente, però Sì, è pagato e continua. Certo, per certe cose, specie anche, ecco, veniamo a Cordero per fare una difesa postuma di Cordero, che non ne ha bisogno, ma anche lui non è più fra di noi. Quando dice penal casuista, secondo me, siccome non è l'unica volta che Cordero parla di Manzini, anche nella guida al processo penale, che nel 1986 ci sono larghe parti su Manzini, io penso che voglia dire questo, che Manzini è stato autore di un monumentale trattato che è stato il libro di autorità per decenni, e su questo siamo tutti d'accordo. È capitato per il diritto penale sostanziale, non direi che sia capitato anche per la procedura penale, nonostante le ripetute edizioni. La parte in cui più si vede Manzini è la parte di diritto speciale che viene trattato, o no? Quando dice penale casuista, secondo me vuol dire soltanto questo. sì, lì è la parte speciale. La parte speciale. penale non è casuistica. Sì, non è casuistica, ma non è neanche quella per cui Manzini può essere ricordato là. Ha una parte generale. Sì. E quindi Che direi viene da 600. sì, che viene da Viene da 600. 600. Dopodiché, quando custode della tradizione inquisitoria, direi che questo è proprio pacifica come valutazione, sull'universo mentale ristretto, fobico, penso sia questo discorso della mistica dell'autorità. Ecco. Per usare un riferimento letterario, non so se avete presente I Miserabili di Gian Croce, questo l'ispettore Javert, che forse è anche il protagonista assolutamente. L'ispettore Javert ci dice il funzionario, che sarebbe lui, l'ispettore di polizia, non può ingannarsi, il magistrato non si sbaglia mai. Ecco, c'è del Manzini in questo, c'è del Manzini in questo, perché proprio lo Stato non sbaglia, riassume in te tutti i tuoi diritti, non preoccuparti, non lamentarti se non puoi impugnare, non lamentarti se è stata violata una norma, perché tanto alla fine andrà tutto bene, e se c'è stata una violazione di norma processuale venuta in buona fede, perché il giudice istruttore è persona retta e fa tutto nell'esclusivo interesse dell'accertamento della verità, e Manzini questo. Quindi insomma, prendiamolo a modello se ne siamo capaci, per non lasciare passare neanche una giornata senza aver scritto una riga o due di diritto, in modo tale che la protezione nullo dio sine die come c'è ai copisti medievali, e siamo perosi come lui, siamo retti come lui, cerchiamo invece di avere idee forse un po' più avanzate. Questo è dadaista. Dadaista.